a sua disposizione. Prego, avvocato Curandai. Sì. Avvocato Curandai, parte civile Laura Rontini. Signor Lotti, io cercherò di esprimermi con parole semplici e molto chiare e quindi spero che anche lei possa rispondere tranquillamente e serenamente in maniera chiara. Innanzitutto le vorrei chiedere cortesemente se lei ha mai conosciuto o ha sentito parlare di un certo Oliviero, signor Oliviero. Oliviero è il postino di San Casciano. Postino di San Casciano. Lei lo ha conosciuto? Si andava anche a mangiare insieme. Ecco. Senta, a proposito di questo signor Oliviero, che cosa le ha riferito il Vanni? O che cosa sa a proposito del Vanni? Come a proposito del Vanni? Cioè, questo signor Oliviero ha fornito oppure no qualcosa al Vanni? Sì, quello come si chiama? Il vibratore. Vibratore. Gli ha consigliato lui. Sì. Le risulta che anche il signor Oliviero, oltre al Vanni, sia andato a Vicchio? No, questo scusa. Lo esclude o non? No, l'ha questo presente? niente, no. Perché c'è un testimone il quale dice di aver visto anche Oliviero a Vicchio insieme al Vanni. Lui c'ha la macchina. Oliviero c'ha la macchina, aveva la macchina. E quindi può darsi che portasse anche il Vanni a Vicchio? Ma questo io non so niente di questo. Che l'abbia portato per questo non so io. Io posso sapere tutte le cose che vanno là. Sì, no, siccome ci sono dei testi che parlano di Vanni a Vicchio, Vabbè, avvocato lo sa. e poi ovviamente di questo Se gli ha Oliviero dato a Vicchio. lui, io mi faccio sapere, se le Vabbè, cose. vabbè. Benissimo, no, non c'è problema. Senta, c'è da chiarire un particolare. Lei ha mai ricevuto del denaro da Vanni? No, Le faccio questa domanda perché la Teste Bartalesi invece dice che sistematicamente le avrebbe dato del denaro il Vanni. a me? Sì, No. Questo direi scusa. io non le posso fare ovviamente una No, io contestazione formale perché davanti a tutte le persone di qui, a me non mi hanno dato niente a nessuno. comunque, Io ho lavorato giorno per giorno e mi sono guadagnato dei soldi lavorando, sicché io non ho preso niente da nessuno. No, io non le posso No, io sono contestare chiaro, nulla sì. perché lei No, questo signor Lotti, lei stia tranquillo. Stia No, tranquillo. Sapete se lei ha ricevuto Io sono denaro, tranquillo. tutto qui, tutto Io qui. non ho avuto mai una soldi da Non si arrivi nessuno. tranquillo. No. Ha ricevuto, lo dica. Se non ha ricevuto, non lo No, dica. no. Basta. No, non ci sono problemi, rispondo No. di no. Io le dico semplicemente che la Teste Bartalesi, con cui lei ha avuto un breve rapporto, ha parlato sistematicamente di questo. Va bene, ne prendiamo atto. Lei ricorda un litigio fra lei e il Vanni davanti al bar centrale a cui avrebbe assistito il signor Butini Fabrizio? Ma sarà stato forse semplice, non credo di altre cose. No, se lo ricorda, non ci sono mica problemi. No. Lo ricorda o non lo ricorda? Si ricorda di aver detto qualche frase precisa in quell'occasione al Vanni? Ma non mi ricordo il preciso ora. E perché il Butini su questo punto è stato molto preciso, No, Non mi ricordo. voglio dire, prima di rispondere, può benissimo anche attendere, riflettere, perché sono fatti lontani nel tempo, magari, quindi può prendere anche tempo prima di rispondere, non è obbligato a rispondere subito, ha capito, signor Lotti? Stia tranquillo. Lo so. Non mi ricordo di questo fatto. Non se lo ricorda. Il Butini dice questo, che se mi metto a parlare tu stai più fermo, lei avrebbe detto al Vanni. Se io Lotti mi metto a parlare tu stai più fermo te Vanni. Davanti al bar centrale in San Casciano. Ho detto il naso, non mi ricordo preciso. Il Butini su questo punto è stato preciso. Se su questo fatto, non sono sicuro. Non è sicuro. No. Il Butini qui è stato molto sicuro. Lo so, è lui, preciso. Butini, Se non sono lui sicuro, come- perché devo. Va bene, basta. Non c'è nessuna polemica, non ci sono problemi. Lei risponde sì o no e si va avanti. Io ho detto no.
Non mi ricordo preciso. Sì, sì, no, non, è, via. Non c'è niente. non è cosa di Comunque c'è stato un litigio tra lei e il Vanni davanti a quel bar, ora non si ricorda in che termine, ma c'è stato un litigio o no? Ma su questo fatto non lo so, qualche parola, ma io No, non mi no, ricordo. c'è stato un litigio indipendentemente dal contenuto, c'è stato un litigio o no? Non mi ricordo preciso su questo fatto. Non posso dire sì o no. Vabbè. Vai. Vabbè, signor Lotti, ieri lei ha parlato di un medico che in cambio di denaro avrebbe ricevuto, come lei ha detto, la carne, cioè questo. Scusi, avvocato, lui ha parlato di un dottore. Di un dottore. Semmai chiediamo, ma dottore è un medico? Perché poi l'avvocato, come si chiama, Colau, ha fatto la domanda e poi non l'ha Ma completato. lui dice di un medico veterinario. Quello dottore era un medico o un dottore, un titolo, un laureato? Ma lei a quale dottore si riferisce? Scusi, se mi consente, Presidente, di fare la domanda. Va bene. andiamo avanti. Allora, lei ieri ha parlato di un dottore che andava dal signore di Mercatale dal Pacciani a prendere i feticci in cambio di denaro. Va bene? Ci siamo? Questo l'ho detto, sì. Era un medico o un dottore, non so, un commercialista? Mario mi ha detto di essere un medico, io posso approfondire la Era un cosa. medico. Lui mi ha detto sì, poi se non Era un era... Senti, e questo scambio denaro-feticci riguarda tutti i delitti oggetto di questo processo, cioè da 81, 82, 83, 84, 85? Questo non lo so di certo, questo... Come fa a sapere preciso so. Ma, signor Lotti, io credo che lei sappia molte cose e mi sembra che possa fare uno sforzettino in più per dire la verità. È il momento opportuno, è l'unico momento veramente opportuno di dire la verità. Io la prego di dire più cose su questo punto, perché qui si deve dire la verità, tranquillamente e sinceramente. Ma io ho visto quel giorno, poi non so, le altre cose. L'ha visto quel giorno Quel giorno e basta. in piazza San Cardino. Poi se è stato Lei lo ha altre visto cose anche- da loro, non lo so, questo L'ha non visto posso... anche fisicamente questa persona? No, non l'ho vista io personalmente. L'ho vista in questa macchina. In questa Poi non l'ho vista per bene che la persona me l'era. Quindi lei su questa persona non ci può dire nient'altro? Per esempio Io- ci può dire qual era lo scopo di questo scambio denaro, feticci, che scopo? Scusate, avvocato, scusi un attimo. Ricordo alle telecamere di non riprendere il Lotti, però vale anche l'avvertimento di ieri. Bene, possiamo continuare. Grazie. Ricorda lo scopo di questo scambio, cioè lei può dire qualcosa su questo punto? No, io non posso dire perché a me di più di quello mi hanno detto. E un dottore andava da Piazza e basta. Ma Come può sapere altre cose? di che zona era? Era di Firenze? Ma come può Siena? sapere? A me mi hanno detto mia di sediare di Firenze o di sediare di Prato o di Roma. Come può sapere queste cose? Nemmeno che specializzazione avesse, medico generico, cosa? Io mi aveva detto un dottore, come fa a capirlo se è un dottore di medicina o Quindi di lei non cosa? ci può Come fa dire a sapere? nemmeno l'età, niente. L'età, come fa a sapere? Che vuoi domandargli l'età io? Se parlava dell'altro come faceva a dirlo io? Signor Lotti, io ho l'impressione Non si che deve, Lotti, non si deve No, io non si mi deve arrabbio. arrabbiare, sono domande legittime, scusi. Lo so, ma poi ne farò anch'io delle altre, perché lei deve dare delle spiegazioni, scusi, abbia pazienza. Non si possono mettere sul castello qui e poi finisce. coraggio, bisogna tirarla fuori questa verità. Questo è il momento opportuno. Mi scusi, io insisto perché rappresento una delle Ma volevo sapere se sa qualcosa di questo dottore, di questo medico. Ma a me mi ha detto il dottore, però altre cose non ne so io. Ma io ho l'impressione Se gliela che le rifri- sappia le cose lei invece. Le dica, è il momento opportuno. Ora, senza volermi inserire nelle domande perché poi arriverà il mio turno, ma è possibile che una persona come il Vanni, come il Pacciani vengano a parlare di lei, di tante cose, e lei non neanche dà per curiosità, dice di non fare nessuna domanda, si limita così? Perché lei è il confessore di tutti? La pazienza. Ma se me l'hanno detto di Lei, più, io lei lo le so. cose ne sa molto di più, caro Quellotti. Se non la può dire è un altro discorso, e non gliele possiamo strappare con le mani, con le tenaglie. Però qualcosa in più dovrebbe dire, per il suo interesse, l'interesse di tutti, per la giustizia. Se sa qualcosa di più, ce lo dica. Serenamente. Comunque, domanda avvocato, se non vuole rispondere che si può fare? No, ma sta riflettendo, forse. No, non sto riflettendo.
Se dire una cosa e uso altro, che devo dire cose che non so. No, quello no. Io allora. mi chiedo di dire quello che lei sa. Io credo che lei sappia molte cose di più. Va bene, passiamo ad altre domande. Passiamo appunto al duplice omicidio di Vicchio. Quando lei parlò a Vanni della famosa piazzola di Vicchio, e su questo punto c'è anche l'ammissione di Vanni ha detto che lei gli parlò di questa piazzola, e il Vanni in quel momento che cosa le chiese di preciso? Se lo ricorda? Siccome lei è stato, se lo ricorda? Siccome lei è stato interrogato su questo punto, quindi io credo che possa ricordare quello che lei ha già dichiarato un anno fa. Sì, quando siamo andati là? Sì, quando lei andò col Pucci e vide questa piazzola, la Panda celeste, eccetera, Sì. poi lei ne parlò col Vanni, va bene? Sì. E il Vanni in quel momento cosa le disse? Quando lei ne parlò col Vanni? Quando ha trovato i Vanni? Sì. Quando lei gli Chi disse, c'era sta "Dove hai macchina?" trovato questa piazzola, questa Panda celeste? Cosa disse? C'era questa persona e c'era questa macchina celeste, ferma. Sì, e cosa disse in quel momento il Vanni, se lo ricorda? Se no glielo ricordo io. No, disse di fare un sopralluogo là, in questa piazzola. Le disse, scusi? Di fare un sopralluogo là su questa Sì, piazzola. Egli mi chiese il percorso che avevo fatto per andare a Vicchio, è vero questo? Sì. Ecco. Poi nei successivi colloqui il Vanni le dette oppure no conferma di aver fatto un sopralluogo a Vicchio insieme al Pacciani, sì o no? E questo non lo so. Se siamo andati da soli, questo non lo so. Quel giorno siamo andati insieme, questo lo dico. Sì, però lei deve essere un po' più preciso su questo punto, perché lo è già stato preciso. Cioè, il Vanni e il Pacciani le dissero che prima del duplice omicidio erano già andati là a Vicchio, eh? Ma prima dell'omicidio? Glielo dissero che erano già andati anche loro là, andarono prima dell'omicidio? Sì, ci andarono. Ci andarono, ecco. Questo l'aveva già detto. Bene. Però il giorno... Senta, no, io Aspetta, voglio- però no, faccio completare, Dica. Il giorno innanzi mi chiesero di andare, insomma, Con loro. di andare insieme, Eh. no, per precisare l'avvocato, insomma, Il giorno prima dell'omicidio gli disse domani si va, è così? quello me l'hanno detto innanzi il giorno prima, Il giorno prima. per andare su questo E luogo. che loro erano stati anche a Vicchio per conto loro quando gli erano detto. Se me lo disse altri giorni innanzi, siamo stati a guardare questa piazzola. Sì, ma questo lo ha già dichiarato. Allora, noi non sappiamo cosa ha dichiarato, perché Certo, non ce l'abbiamo questi verbali. certo, ma io faccio le domande proprio per informare la Corte. Io le so, le conosco le risposte e non conosco solo le mie domande. Dunque, Ma quando le dice loro, scusa avvocato, quando dice loro chi? Mario e Pietro. Mario e Pietro Pacciani. bene, passiamo a un'altra domanda. Lei ricorda a che ora arrivaste a Vicchio la sera del delitto? È sempre stato dopo cena. Sì, ma ricorda È più o preciso, mi fa ricordarmi da tanto tempo. cerchi di fare uno sforzettino su questo punto, perché lei ha dichiarato qualcosa di preciso già davanti a 3 procuratori della Repubblica, non Sì, davanti a un vice brigadiere di periferia, ma davanti a 3 procuratori della Repubblica, tutti e 3 riuniti per lei. Siamo partiti verso 9:30, 10. Dunque, lei ha dichiarato che arrivaste alle 23, verso le 23. Può darsi? Ma è preciso, non mi ha guardato l'orologio se era più tardi o no. Può confermare? Se stava più tardi delle 22. No. Certamente, lei ha già dichiarato verso le 23, conferma questa. Benissimo. Senta un'altra cosa. Lei ha più volte descritto il coltello usato da Vanni per gli omicidi.
lo ha descritto nell'interrogatorio dell'11 marzo del 96 e in sede di incidente probatorio. Poi lo ha descritto anche in aula ieri. Lei, scusi, mi sembra che lei fosse presente quando questo pugnale, quando questo coltello da cucina fu mostrato al dottor Mauri. Lei era presente in aula. Sì. Quel coltello sequestrato a Vanni può essere identificato con quello che lei ha visto in mano a Vanni quando egli procedeva a questi assassini, a questi omicidi? Io ho visto quella lunghezza che ho fatto ieri. Ecco, quel coltello sequestrato a Vanni, visto qui in aula, è quello? Può essere quello? Ma se sia quello. No, sono sicuro sia quello lì. Poi, Va bene. Senta, lei ha parlato poi di uno spolverino. Lei Spolverino aveva... sì, ha parlato di uno spolverino nel Su una senso... volta sola non aveva. No, adesso passiamo un attimo. Sì. Mi scusi, signor No. Lotto. No, stia tranquillo. No, io sono tranquillo. Non ci sono problemi. No. Non ci sono problemi. Allora, lei ieri ha parlato di uno spolverino. Sì. Noi sappiamo tutti che cosa è successo ieri. Ieri lei ha detto che per quanto riguarda l'omicidio di Vicchio escludeva che quello spolverino... No, e di Moseotte mi riesce a fosse stato- esprimere sì, il fosse mio. stato Perché... prelevato dal Vanni e ha spostato questa scena, questo prelevamento, questo indossamento dello spolverino, l'ha spostato all'85. Domanda qual è, avvocato? Questa è la premessa della domanda. Come fa lei, Filasto? Anche lei fa le premesse quando fa le domande, le la faccia fare anche a me per cortesia. Va bene, niente polemica per cortesia. No, nessuna polemica. Allora, dico, se io le mostrassi le fotografie di alcuni spolverini, lei sarebbe in grado di riconoscere più o meno quello spolverino? indossato da Vanni? Su un Le celeste. faccio vedere, così. Era un spolverino celeste, dice lui. Sul colore celeste. Due da... Questo è il titolo. Sì, lo descriviamo sempre, sì. Era un spolverino celeste, di quelli che si portano fino a qui, Sì, a fino metà mezza della gamba. quelli normali, sì. delle tasche qui davanti. Però su un coso solo non gliel'ho visto, Su? all'85 non ho visto. Scusa, faccia parlare. Su uno non gliel'ho visto, su quale non l'ha visto? Su uno dell'85, quello sono sicurissimo non aveva. Non l'aveva. No. A me Gli mi altri- sembra che ieri sera ha detto proprio il No, contrario. mi sono espresso male io. Ieri sera ha detto che a Vicchio non lo escludeva, No, mi sono- mentre l'aveva a scoperto. No, mi sono un po' sbagliato io perché dica, parlando e allora mi sono... Allora, chiarisca un po'. Allora, lo spolverino quando è che non l'aveva? Nell'85. Nell'85. Gli altri cose ce l'aveva. Ce l'aveva a Copavicchio, a Baccaiano e sì. Gioli. Sì. Sempre lo stesso spolverino celeste. Io ho visto sempre quello. Ah. E quindi è un colore un po' diverso, come fare? No, ma il tipo è quello, non mi interessa. E le mani ce l'aveva certo. È il tipo, È tipo celeste. soltanto che era celeste. Presidente, vogliamo dare atto che il Lotti ha indicato i due spolverini sequestrati al bar. Ma veramente lui non è che ha detto così, lui ha detto lui lo spolverino è un Questa altro. cosa si sta inventando lei, avvocato. Come un Sì, si lo No, sta inventando. avvocato, scusi. Perché ha detto celeste, ma non ha indicato No. proprio nulla, per ora almeno. Se ora glielo fa rivedere e probabilmente ora lo indica. Avvocato, Ma sappiamo per ora cos'è lo non ha spolverino, indicato via, non proprio occorre niente. spiegare, non è quello lì che lo spolverino che aveva al Vanni. Ha detto celeste e ha detto il colore non lo può vedere, non ha indicato proprio nulla. No, ma lì non si, Allora- lì non si vede. Lì è scuro comunque. Lo so, Lì è scuro. io ho visto celeste. Presidente, riformulo la domanda. A me non interessa il colore dello spolverino, interessa il tipo. Siccome io ho in mano 4 fotografie di spolverini, fra cui quello sequestrato al Vanni, ci vuole indicare a quale di questi tipi corrisponde lo spolverino visto a Vanni la sera dei lutti? Il modello è qua. Lui ci deve indicare il modello. Basta. Come può giudicare questi modelli? Il modello No, è quasi... non riconosci il modello, lo guardi via, lo guardi le riconosci così o no?
E di quello va qui. Non è, è diverso da questo. Lo dica, se è diverso lo dice, se non è diverso non lo dica. Scusa. Come su questo video è un po' più va giù. Questo è un po' più corto. Quello va giù a mezza gamba qui. A mezza gamba. E saranno questi due qui. Per me. Perché uno con spolverino va Allora, per qui. si dà atto che venga mostrata al test le Questi due fotografie no. Questi due non c'hanno. di Questi 4 spolverini sono quei due davanti. e lui indica i Dalla parte due, i due dalla parte sinistra. E diamo atto che sono le spolverine sequestrate a parte. E vabbè. Ci siamo arrivati, pian pianino, vedi? Si arriva a tutto. Lui non ha detto che sono quelle lo spolverino, Ma per non l'ho l'esattezza. chiesto, Non ha Presidente, detto, io ho chiesto il modello, non ho chiesto il colore. benissimo. Presidente, No, ma possiamo la- dare atto anche del fatto che indicava la lunghezza dello spolverino, il Lotti indicava con la mano A la mezza lunghezza. gamba, a mezza gamba. Lo spolverino Questo che si chiarisce. che ha visto la cosa arrivava a mezza No, gamba. deve laggiù per qui, non è che Sì, mezza possono c'è anche denti un po' più lunghi, secondo Va me. Va bene, va bene. Allora, altra domandina. Ecco, dopo il delitto... adesso ritorniamo un attimino al delitto di Vicchio. Sì. Lei in sede di incidente probatorio ha parlato di un coltello, cioè che la ragazza, la povera Pia Rontini, fu colpita, fu uccisa con un coltello. Io le voglio fare questa domanda. Per quanto lei ha sentito degli spari? Sì, Sì. quando c'era la macchina di fronte Sì, a quell'altra sì, macchina, Ecco, alla macchina lei- celeste. Va bene, lei ha visto la direzione degli spari? Ha visto contro chi erano diretti o ha solo sentito gli spari? Rispondi. Io ho sentito gli spari. Non ha visto la direzione degli spari? La direzione, se li hanno presi nella macchina, Eh, qualcuno l'ha colpito di certo. Dentro. va bene. Quindi lei ha solo sentito gli spari, non ha visto il bersaglio, non ha visto la direzione, cioè il bersaglio. Perché c'è la macchina davanti, quello davanti a sparare, Va bene. Ecco, dopo il delitto di Vicchio, la macchina di Pacciani era davanti a lei o dietro? no, davanti, davanti loro. Bene, come procedeva? Ma loro Procedeva, scusi, sì, non c'è problema. aspetti un secondo, Sì, perché la macchina Sì. era dentro la piazzola, sì, la sua, la mia no, certo. la mia era la parte della strada, Bene, bene. da una parte più su della piazzola. Dica, bene, bene. Da una parte più su della piazzola. Dica pure tutto quello, so benissimo. Questo è quello che ho visto io lì. Io volevo sapere però una cosa precisa, perché lei ha già fatto molte dichiarazioni su questo. Allora, facciamo precisare, questa è una cosa che non Sì, ho mai detto prima, certo, non ho detto mai Presidente, prima. certo. Allora, lei la macchina dove la lasciò? Io la macchina l'ho lasciata prima della piazzola. Andando giù. Bloccata la stradina che porta alla piazzola o no? No, io nella piazzola non ci sono entrato perché c'erano Rimasto entrati sulla loro. strada, rimasto Io sulla- sono rimasto sulla strada, la macchina guardando. Sulla strada asfaltata, intendiamoci, su quella lì. No, non perché lì non c'è strada asfaltata, c'è un pezzo all'esterata. Sì, quella perché va alla piazzola. Però Sì. dice l'ha lasciata sulla Poi più strada. avanti mi ricordo se l'è No, asfaltata o scusa, no. quando lei dice l'ha lasciata sulla strada, è la strada asfaltata o una diversa No, strada? no, lì quel pezzetto era sterata. Quel pezzettino che dall'asfalto va... Io l'ho lasciata un po' più sopra della piazzola, Eh. guardando che si guarda il fiume o si guarda le case di fronte della parte di là. Sì. E loro l'avevano messa dentro nella piazzola, proprio a costo, non proprio vicino, ma insomma, che potessero andare via loro di dentro la piazzola. Ah, ho messo proprio vicino alla panda loro. Non proprio a costo. Sì, vabbè, ma insomma... Insomma, vicino- un po' in distante poi io, non è che si Lei ha detto così non potessero sortire, così vuol dire questo, no? Sì, quello lì sì. Perché la macchina l'aveva fatta per così. E messa vicino, non è proprio un bosco, insomma, è un boschetto così normale, vedendolo. Poi c'è le macchie torno lì, dove c'è l'aiola. Sì, esatto. C'è questa l'aiola, ho detto questa piazzolina. Però a quell'epoca non so se era più corta la piazzola o più grande. Come piazzola dicevo, più corta Sì, c'erano degli un arbusti tratto. tondo, sì. Sì. Poi la macchina non ha messa proprio precisa perché se doveva sparare a quei due era stessa un po' più distante la macchina, non è precisa proprio lì. Lei dove si collocò? Ma io ero quasi vicino alla strada perché la piazzetta lì a 4-5 metri meno, un metro più o meno
non è che si stava di molto distante io. C'è la macchina del Celestino, la Panda Celeste, poi c'è la macchina del Vanno e Pacciani, e lei dov'era? Ma io ero un po' verso la strada, però non proprio vicino alla strada, un po' non proprio Vedeva vicino a bene loro. comunque, vedeva bene. No, io stavo un po' distante perché, sai, la paura che avevo addosso non è da starci vicino. E a che distanza era dalla macchina del Pacciano, quella della Celeste? Alla mia? E io? No, lei, non la sua macchina, alla macchina quella ferma. Quanto sarà? Sta pochissimo, un pezzetto così, 1 metro massimo. No, lei come persona, lei si ferma a un certo momento, perché lei cosa andò a fare? No, io mi fermo lì e lui andò dentro e poi torno alla macchina, poi Volevo sapere lei a che distanza osservava la scena lei. io ero un po' più distante per non essere proprio lì che non pigliassi me. Appunto, volevamo sapere come Sì. l'ha detto, una distanza, ieri sera ha detto da qui al fondo della stanza. È così, No, meno, 10 metri, 5 metri, 2 metri. No, ma 10 passi. questo è il fatto della macchina degli scoperti, la distanza. Questa è un'altra distanza, è diversa. Si avvicchia, Sì, appunto, sì. questo ho capito, ma Sì, siccome sì. ieri lei, per dare l'idea della distanza, ha fatto riferimento all'ampiezza di quest'aula, bene? Ora, io lo ricordo a lei, siccome Sì. lei dice è distante, vogliamo sapere in metri, in passi, quanto era distante. Ma se no stavo 4-5 metri, persino Questa no, che... è una cosa che ha detto No, già i mezzi si ferma qua, fa 4-5 metri, sono poi io, non è che... Prego, Avvocato. Bene, allora, scusi, signor Lotti, dunque dopo il delitto di Vicchio, ecco, siamo subito dopo il delitto, il Pacciani a che velocità procedeva? Piano, sostenuta la velocità, andava forte, pianino? È una strada un po' sterata, però io la strada la conosceva solamente lui, io, Sì. Lui la conosceva bene la strada? io sono andato dietro a loro, dietro al Pacciani. Ecco, ma veniva sollevata della polvere, molta polvere, ecco. La velocità com'era? Veloce o no? Ma lì io non guardavo perché sai, come metti lì, Paolito Mero non mi ha guardato se era veloce o 40 o 50, Comunque veniva sollevata molta polvere, lei ha e detto. lui andava un pochino più forte di me. Ecco, lui andava più forte di lei, bene. E il Però Pacciani le dette l'impressione oppure no che conoscesse quella zona? Andò davanti per questo forse? Per me sì, perché io non la conoscevo di certo, io non la conoscevo di sicuro. Ecco, Poi se lei... se sì, passato c'era una fonticina, sì, sì. una fonte, c'è un ponticino, Sì, siete passati poi si lì. passa lì e c'è una fonticina alla parte destra andando in questa strada. Sì, E poi si proseguì, poi si arrivò a questo punto dove c'è questo casolare, poi con la macchina proprio lì non ci siamo andati. C'è un tratto, sarà stato un 50 metri, che non si poteva entrare perché c'erano delle bue grosse e allora la macchina non si poteva entrare. Una cosa sola, scusi Avvocato, per puntualizzare. prego Presidente. Lei a questo casolare ci siete andati dopo essere passati dalla fonticina Sì. o prima di passare alla fonticina? Ma la fonticina e poi questo casolare. O prima, sai, la strada non la conoscevo. Ho capito, però non so come lei perché- ricorda la fonticina, ha detto le cose che si ricorda anche che la portava più acqua, meno acqua e tutte queste cose qui, vuol dire che la conosceva bene questa fonticina. Ecco, ora dici che passa alla fonticina e poi parla del casolare, dove andavano a nascondere, non so che cosa. Ecco, volevo sapere io, al casolare ci siete passati prima di andare alla fonticina, passare davanti alla fonticina o dopo? Dai, questo è come fa a giudicarlo? Non è No, che- lo sa lei, lo sa mica io, se lei dice c'è passato, L'ha Se già lo passi- detto prima, cioè? Ha già detto prima ha già detto prima Sì, c'era questo la- lo so, ma io volevo richiamare, puntualizzare meglio Poi la questo. strada non so se si è ripresa così o si è ripresa in un altro modo, è un orizzonte su questo fatto qui, è quello. Un'altra cosa, quando siete tornati via a San Casciano, siete passati per Digomano? Lui la sapeva allora, può darsi sia stato di male, non so sicuro se siamo passati là. Ma non c'era Perché andata- abbiamo preso un'altra strada giù. Ma lei conosceva lungo la quella ferrovia. zona? Ci andò con la Nicoletti prima, Insomma, non poi ci è fa- andato con, non ho fatto con- tutta con la strada. Fernando dopo. Ma quella strada su io non avevo Non mai l'aveva mai fatta. fatta? No, l'ho fatta quando c'era loro. No, dico, E dopo Digomano, questa la lì strada- lo sa chi sono i paesi qua dove sono, non siamo mica nel mondo della... Lo so, ma i paesi li conosco lì per bene, non è che... Comunque bene. avremo modo di chiarire dopo. Allora, un'altra domanda. Dunque,
lei, il Pacciani, le ha mai parlato di un certo Bini Roberto? Bini Roberto di Vicchio. Le ha accennato qualcosa? Bini Roberto. Ma io non saprei, Cerchi di ricordare con calma, tanto. ma io questo nome non lo so, questo nome se me l'ha detto no. Non sono sicuro. Va bene. No, se mi ricordo per bene Sì, dico, sì, ma ora è... quello che deve dire. se non se lo ricorda, pazienza, non ci sono problemi. Dunque, io vorrei sapere per quale motivo lei, una volta, cioè prima del duplice omicidio di Vicchio, fosse tornato a Vicchio da solo. Come mai andò da solo a Vicchio? Sono andato per vedere se si vedeva bene la piazzola, però di sopra non si vede la piazzola. Ah, non si vedeva. Dalla strada dove c'è la casa del contadino. Scusi, avvocato, non sai Sì. questo? Dunque, dunque, lei una prima volta con chi andò a Vicchio? Prima dell'omicidio, una prima volta. La prima volta la Filippa, Con la Filippa. Ah, Filippo. la seconda Una seconda volta? con i Pucci. Ecco, attenzione, perché lei... Sì, lei ci è Poi c'è andato, andato da solo. lei ci è andato una volta da solo. Sì, Le risulta di aver dichiarato questo alla... Sì. Ecco, ci è andato una volta da solo. Perché ci andò una volta da solo a Vicchio, prima dell'omicidio? ci andai per vedere se vedevo la piazzola. Era un'iniziativa sua? No, questa era un'iniziativa mia, non c'era altro da me, ero da me solo. Per vedere la piazzola? Per vedere la parte di sopra, Ho capito. dall'alto dove c'è la casa, però di sopra non si vede. Quindi per guardare. Sì, un mese si è andato giù laggiù, no? Ecco, ma ci può Dove passa, spiegare il perché? dove passa la linea di sopra il colle. Da lì, Sì, da lì c'è- voleva guardare. Ma di lassù non si Perché? vede, Non si vedeva la piazza. no, è perché è distante, c'è appena un po' di bosco. E da lassù dal contadino però non si vede proprio la cosa. Sì, sì, ho capito, sì, sì. Per vedere se era coperto, se si vedeva meglio? No, invece di lassù non si vedeva bene, Di lassù non si vedeva meglio, ecco. perché il bosco c'è un po' di cose lontano, sicché non è che tu te arrivi per Lei passò attraverso, si dice, una specie di tratturo, cioè terreno incolto. come sai? Non la capisco. Voglio dire, per arrivare a sopra la piazzola, lei la macchina dove la lasciò? No, io passavo lì e girai, guardavo un momento. Girò su, girò di su, no? No, ma lì non c'è un viotto, c'è una strada, c'è il contadino e si sale giù. Appunto, lei la macchina la lasciò sulla strada e poi a piedi arrivò di sopra Però non ci stetti tanto, ci stetti un pochino. Ho capito, però ci andò a piedi. Sì, Percorso e la un po'. lascia da una parte lì, perché lì c'è il contadino, non c'è posto dove arrivare proprio ai boscoli. E basta. Poi laggiù non ci sono andata. Vado dall'alto. Dall'altro lassù, un po' attento, però non si vede la piazzola. Va bene. Non glielo chiede nessuno, glielo chiedo io, scusi Presidente, ma perché voleva vedere sta piazzola lei? Allora, questo lo diremo dopo. No, già che ci siamo, no? Sì, sì. Mi parrebbe proseguire, ovvio. Sì, vabbè, guarda, ora un po' si deve capire, un po', perché sai, ci sono interessi. Certo. Perché, vabbè, una domanda gliela faccio io così perché voleva andare lì? Perché andava lì? Sono andato così stavo per curiosità, così. Curiosità, questa non è stando esatto. No, curiosità, per vedere se c'era la piazzola e basta. Lotti, parliamoci chiaro. Allora, lei è andato con la Filippa, ha visto la piazzola è una piazzola frequentata, è ritornato col Pucci, ha visto la coppiettina, ne ha parlato col Vanni e col Vanni. Il Vanni, che lei dice, non lo so, lei dice che era implicato in altri episodi di omicidio, il Vanni vuol fare il sopralluogo e lei dice che è andata per conto suo a fare il sopralluogo, ma anche lei va a fare il sopralluogo. Vedi quante cose. Lei ci va, perché ci va? Perché interessa anche lei andare.
E dica la verità a questo punto, su. Sì. Non è che l'hanno trascinato per le corde, l'hanno ricattato come dice lei. Questo non sta né in piedi né in terra. Lei ci è andata perché ci voleva andare, se l'ha stato convincere, non so, per delle ragioni sue. Però lei è andata, lei sa dire della fontanina, mi sa dire che quella fontanina portava più acqua, meno acqua. No, io ho detto c'era una fontanina, non ho detto che portava acqua a Io, noi. ripeto, io seguo le sue dichiarazioni, non lo so, voglio sapere da lei. Presidente, non era il fiume che portava più acqua, Ah vabbè, insomma. perché vabbè. era estate. Va bene, Presidente, non mettiamo troppa carne al fuoco. Bene, ok, può continuare. Guarda, io vorrei concludere il mio contraesame cortesemente. Sì. Lei ha parlato di una certa Manuela a cui avrebbe spedito insieme al Vanni una lettera dopo l'omicidio di Vicchio, vero? Per me l'ha diretta a lei, poi Sì. questo io non ho visto nemmeno la Questa lettera, non so. Manuela dove lavorava? In un bar, In il un bar bar? lì vicino alla via. Ecco, ci potrebbe specificare in quale bar? Come fa a dirlo? Io c'è me il bar, come fa a Io le ho spiegarlo chiesto bene? se è possibile, se non è possibile mi dice Appena no. si va in via c'è questo bar all'angolo lì. All'angolo dove? No, perché io non Lì appena si risorte di laggiù dal ponticino della bottega Sì, si fa un po', non so qualche chilometro, poi è preciso avanti. E c'è questo bar. e c'è questo bar. Ma a centro di abitato di Vicchio o una frazioncina, un casolare così? No, una fazioncina così lì. Non è proprio cosa. Non è vicino alla C'è un bar, però non è proprio il paesino. Io ho visto questo bar, il paesino non ho visto proprio Poi sì, non so, vicino. un gruppo di case, il un bar Sì, c'è delle case vicino, c'erano ai bar lì. Il bar si mette via una È casa il bar della vicino, campagna, c'è una insomma. stazione vicino, c'è una stazione vicino. Più in là, sì. Va bene, è quello. Però, D'accordo. Bene, allora, ora le faccio, ecco, su questa, per quanto riguarda questa domanda, lei può benissimo attendere un attimo perché probabilmente subito non ricorderà, è una domanda un po' particolare. All'epoca dei fatti, il Pacciani, se lei ricorda, cerchi magari, attenda prima di rispondere, ha mai indossato una camicia scozzese celestina? Cerchi di ricordare. ma questo... Se ricorda. Sa cos'è la camicia scozzese? Ma Sì, io non mi ricordo, celestina. a dire la verità non mi ricordo come era vestito. È una camicia a fondo rosa. L'ha mai indossata in quel periodo il Pacciani? Dai, non saprei, non potrei dirlo per preciso Non può perché... dirlo con certezza. Sarebbe strano se se lo ricordasse, bisogna dare atto lo so, di questo, ecco. però non mi ricordo preciso Senta. se aveva questi due amici o no. Senta una cosa ancora, il Pacciani negli anni 79-80, quindi siamo fine anni 70, 79-80, prima di questi fatti, le avevano mai proposto di andare a fare una gita a Vicchio? No, non saprei. No, allora l'avevo conosciuto da poco, sicché non era... Allora, Non è che... lei davanti al procuratore della Repubblica ha dichiarato, da poco. ricordo che siamo negli anni 79-80, il Pacciani mi disse se qualche volta avessi avuto piacere ad andare con lui a Vicchio a fare una girata dove lui aveva abitato prima di essere venuto ad abitare a Sant'Anna. Conferma questo che aveva già dichiarato un anno fa durante l'interrogatorio del Ma può darsi 6 me marzo. l'abbia parlato, però preciso non mi ricordo se... Qualcosa mi aveva detto, Va bene. però preciso... no, credo non ci sia andato. Ah, poi lei non ci è andato? No. L'aveva invitato? Questo discorso mi è venuto in mente, sì, questo me l'ha detto, però io non ci sono mai andato. In Ok, quell'epoca quello è lì. un altro discorso. È L'invito 70 ci fu. Però. Invito sì, mi ricordo, ora sì, invito sì. Bene. Però io escluso non sono andato a quell'epoca, quegli bene. anni lì. Ora passiamo a un altro scenario, a un altro delitto. Senta,
mi vuole descrivere un po' più precisamente, un po' più dettagliatamente i movimenti che fece il Pacciani quella sera del delitto dei 2 ragazzi tedeschi? Cioè, lei ha detto, iniziò a sparare dalla parte destra della macchina, poi cosa fece? Sì, aspetti un momento. Sì, Perché ieri... si parli pure con calma, non c'è problema. Scusi signor Presidente, Bene, ieri me l'ho espresso un po' diverso a quello che avevo detto anche sull'ora, che avevo detto che non era davanti agli sportelli avanti, sui di dietro. Come con lo spolverino, vero? Come lo No, sportello? lei non Ci ha fa- ripensato stanotte. I No, commenti avvocato, facciamolo lasciamo parlare, perdere. io non so ancora cosa No, cosa se vuol devo dire. parlare parlo, se no sto Scusi, zitto. no, No, Scusi. lei deve parlare Per cortesia, avvocato Curandai, per cortesia. tranquillamente, non si lasci intimorire Avvocato, dalle... Lotti, già, Perché lei ha Lotti. detto che è un buon uomo ieri, hai detto. Lei voleva precisare una cosa che ha detto ieri No, ieri non mi sono precisato per bene. riguardo al delitto di Giovoli. Sì, Cosa voleva dire? io avevo detto diverso a quello, invece Non so cosa, dica cosa vuol dire ora. ho visto dalla parte, non lo sportelli davanti, quando c'è la guida, dalla parte di dietro. No, parla al microfono perché non si sente. Ah, scusi, dalla parte di... Io sono qui, no? Che qui c'è la guida? C'è la guida. Io avevo detto sì, invece ero un po' offuscato io di parlare, no? Invece dalla parte di dietro. Lei ha detto esattamente ieri, Lo so, parola più, parola meno, ha detto uno era sulla destra un po' rigirato così ha fatto il verso, Ma l'altro io ho era detto- sull'altra parte verso il volante davanti. Invece no, questo ha detto lei. no, me l'ho espresso male ieri io. Invece di andare di dietro dallo sportello. Di dalla dietro, parte- dietro. Dietro, sì. Lei parla delle 2 persone morte. Sì. Ieri mi espresi sui davanti, invece no. Io sono qui, dalla parte di dietro loro. Dietro la metà dello Lei sportello. quando dice io sono qui, Sì. lei quando rigira, perché lei ieri ha detto, prima ha sparato dalla destra, poi ha dato la pistola a Pacciani, è andata alla sinistra e ha sparato. Poi lei è andato Però dal lato dove Pacciani ha aperto la porta? Però sono dalla parte sempre di metà del furgone, di Sì, dietro. ho capito. Lei è andata da quell'altra parte, la parte sinistra No, del furgone. dall'altra aperta- parte c'è andato il Pacciani. E lei da dove è entrato? Dove ha visto lei? Quando gli hanno aperto lo sportello ho visto dalla parte di dietro, non Quale davanti, quale sportello aperto? quello metà. Quella a metà. Metà Fiancata a destra o fiancata a sinistra? no, il fiancato dove c'è uno sportello. Non gli sportelli avanti, quelli sono esclusi. Sì, Io ho mi sono capito, espreso ho capito male quello. ieri. Sono di E quello dietro. sportello che l'ha aperto C'è uno Pacciani? sportello solo, Presidente, quello dietro. via. Facciamolo parlare, scusi, Io devo sapere anche se lui dice la verità, avvocato, Certo, no, certo, non venga a dire. certo. Che so anche io c'è uno sportello solo. Scusi, Quello grande Allora, che si apre. questo sportello chi l'ha aperto? Loro dopo gli hanno sparato definitivamente tutto e hanno aperto gli sportelli. Al sportello, quindi dal lato sinistro. Sì, E allora? dalla parte di dietro, Sì. non era sulla guida loro, quei due, Esatto, era davanti. sulla parte del pianale di dietro. Di pianale dove dormiva lì. E uno era un po' più dietro. Uno era un po' più indietro qua e uno un po' appoggiato Ho capito. verso la parte sinistra. Va bene. Presidente, mi perdoni, scusa, guarda, su questo punto, poi si esaminerà la stazione di ieri, il Lotti disse anche che sparò dalla parte del vetro anteriore, da parte del lato guida, Sì, ma e no, non ma vide no. nessuno davanti a sé, quindi Sì, è sì, ovvio sì. anche è Sì, una va bene, conseguenza va bene. logica. No, Poi disse un'altra cosa, che vide le persone attraverso i vetri opachi. I vetri opachi si trovano dietro, Va bene, va bene. no, c'è non un- davanti. Attenzione su questo Facciamo precisare questo, non stiamo facendo discutere il processo, avvocato. punto. No, Stiamo la solamente sta capendo discutendo cosa voleva dire lui. È una cosa diversa. c'è un- No, io ho capito che ieri ha detto una cosa e oggi ha detto un'altra. Solamente questo ho capito io. c'è un vetro opaco. Una cosa, Presidente, E vabbè, di verità. allora se Comunque, lei- un altro discorso. Bene. Poi me lo dirà, alla fine me lo dirà. Bene. Prego, avvocato. Con queste interruzioni, Presidente, non si sa dove si va a finire perché io ho diverse domande. Siamo qui per sapere la verità, indipendentemente dai tempi e i modi che si fa. Bene, certamente, no, ma io non ho nessun problema. Sì, sì. Dunque, adesso ho perso un attimo il filo, attenzione. Allora, ecco, per quanto riguarda adesso altri particolari,
Veniamo a parlare del delitto degli scopeti. Su questo punto lei ci potrebbe dire con più precisione i movimenti che ha fatto il Pacciani per rincorrere e, catturare, così, questo ragazzo, fermare? Cioè, con quale braccio lo ha fermato? Lo ha fermato col braccio destro o col braccio sinistro? Io ho detto il braccio sinistro. Il braccio sinistro. Ma non doveva fargli delle domande su Giogoli? No, avvocato. Ha detto che doveva fare delle domande sul delitto di Giogoli, Presidente. Non ne ha fatto neanche uno. Avvocato. E ora passa agli scopeti. L'ha imboccato su Giogoli perché faceste questa ritrattazione. Non gli ha fatto neanche una domanda su Giogoli, ha detto prima. Adesso Avvocato, questa è la sua tattica. Lei ha detto che doveva fare delle domande su Giogoli per sbagliare le faccia. È la verità, caro mio, siamo qui per la verità. Non ho invocato niente. Voi avete paura della verità. sistema questa di condurre. No, lei ha paura della verità. E quando non si ha paura si sta il calmo. compitino di scuola. Ha fatto qualche errore di ortografia, adesso arriva il professore con la penna rossa e con la penna blu. Lei si sta innervosendo troppo. Quando ci si avvicina alla verità ci si innervosisce. Mi indigno, non mi innervosisco, è diverso. Anch'io mi indigno. È diverso. Del resto. Lotti l'ha fatti spontaneamente, attenzione, l'ha avuta appena l'imbeccata e poi dice no, ma io ieri ho detto, mi sono sbagliato ieri, no, 2 volte ha fatto così. Compreso ora stava venendo fuori il braccio sinistro, Manca solo quello. di Pacciani, il quale Pacciani ieri ha detto, ha chiarito 2 o 3 volte, avrebbe colpito questo ragazzo con la sinistra. Se c'è una ossa chiara è che questo il vero assassino è Destrorso. E ora questo sistema, no, proprio di riannodare a doppia voce, insomma, è tutto il processo, tra l'altro con questo Lotti è andato così dall'inizio alla fine. Ed è uno spettacolo indecoroso, l'ho detto ieri e lo ridico oggi. Non decoroso, avvilente. Questa non è paura, è indignazione, altro che mi meraviglio anche dei giudici popolari. Però qualcuno si è svegliato, Avvocato Mazzella, quali sono i motivi del suo risentimento? Il collega di parte civile ha introdotto, va bene, dicendo che avrebbe fatto una domanda su Giogoli. Giogoli 1900. Che vuol dire peggio la toppa del buco. Peggio la toppa del buco. Bellissimo. Spero che il clima sia tornato più sereno. Una cosa voglio dire all'avvocato Mazzeo, Mazzei si chiama lei? Sì, Presidente. Sì, per dovere mio è questo, è quando c'è un controesame, non è che la parte non può più toccare gli argomenti che sono stati trattati precedentemente, ogni parte può riesaminare tutto, come farete voi quando avrete a disposizione il Lotti. Quindi non mi credo che quel termine che lei ha usato, tignoso, non sta bene nelle aule giudiziarie, devo dire questo. Non credo che l'avvocato voglia fare nulla di particolare, sta facendo il suo dovere. Certo, ognuno di noi ha un metodo, però rispettiamo tutti, tutto qui. La serietà e la correttezza giova a tutti, compresi questi poveri imputati che sono tra noi. Tutto qui. Spero che l'incidente di questo genere, tutti avrete modo, l'ho sempre detto dall'inizio, tutti avrete modo di fare le vostre domande senza nessuna preclusione, perché noi vogliamo accertare la verità, perché questo processo è sofferenza per il giudice, ricordatevelo. Voi fate il vostro dovere di difendere il vostro cliente, io soffro, io come gli altri, tutti i giorni. Ecco perché dico io, non bisogna essere estremamente formali, fiscalisti, perché questo non giova alla giustizia.
Presidente, sono perfettamente d'accordo con lei, al di là delle intemperanze comunque sotto il profilo del rispetto della lealtà dell'esame, perché lei dice la sofferenza dei giudici, ecco, la sofferenza dell'imputato caricato di certe Ognuno accuse. sa la propria Ecco, condizione. allora, se si introduce un argomento e si anticipa di dover fare delle domande su quell'argomento, ci si aspetta che poi vengano fatte, solo questo. Solo Era questo. bloccato subito. Comunque lasciamo stare, chiuso l'incidente, andiamo avanti. Dimenticato tutto. Prego, avvocato Curandani. Faccia domande cortesemente, possibilmente semplici, perché lui possa capire, rendersi Io conto credo, perché credo di essere stato semplice fino a bene. No, io non volevo mica dire che non è stato semplice, insomma, ricordarlo non vuol dire negare. Andava tutto serenamente, scorreva tutto serenamente. Va Io bene. comprendo, forse troppo serenamente. Allora, dunque, ecco, per quanto riguarda la domanda iniziale, ecco, questa pausa è stata veramente propizia, perché lei, signor Lotti, non ha ancora risposto alla domanda sul delitto di Giogoli, vale a dire i movimenti esatti di Pacciani. Cioè, noi siamo rimasti a questo: il Pacciani ha cominciato a sparare sulla destra, furgone lato destro. Poi cosa ha fatto dopo? Dove è andato dopo? Sì. Il Pacciani... Parla al microfono, non si sente, eh? Allora, al lato destro c'era lui, dice Lotti. Bene. Dalla parte dove c'è il vetro che è un po' metà e che non si vede bene. E Pacciani poi le ha preso la pistola e dove è andato? Dalla parte? Dalla parte? Dalla parte così di là. Sinistra? Dalla parte sempre la parte della guida. Dalla parte sinistra allora, della Sì. guida, va bene. Poi cosa ha fatto il Pacciani successivamente? Ha sparato dalla parte dove è girato di là. Dalla parte sinistra. Poi cosa ha fatto dopo aver sparato? Dopo gli hanno sparato di tutto, gli hanno aperto lo sportello e erano dalla parte, come ho spiegato innanzi, non proprio davanti, di dietro di furgone, Sì. di dietro gli sportelli, Sergionini di davanti, Ecco. se non mi spiego bene, non so. Sì, no, lei si è spiegato meglio davanti alla procuratore quando ha detto poi Pietro tornò, quindi andò dice Pietro si portò dalla parte sinistra del furgone, sentì altri colpi. Sì. Poi Pietro tornò sulla parte destra del furgone, aprì lo sportello, guardò dentro. Aprì lo sportello e questi due. Quindi sulla parte destra, la scena finale sulla parte destra del furgone. Sì. E dove c'è l'apertura dei questo volevo sapere, grazie. Insomma, dove c'è lo sportello, lui aprì quello sportello e l'unico sportello c'era sulla fiancata. Insomma, la scena si diverso conclude, da quelle delle la gardine. scena si conclude sulla parte destra. Se questi sportelli sappiano come siamo. Va bene. Sì, scorso. Allora, passiamo ora al delitto degli scopetti, perché per quel che secondo il mio programma, diciamo, secondo la mia opinione, sul delitto di Giogoli è già stato detto quanto potesse interessare a questa parte civile. Ma io credo di averlo spiegato bene, non so. Bene, non ci sono problemi. Dunque, ecco, per quanto riguarda gli scopetti, io le faccio queste domande e lei può anche, se vuole, alzarsi cortesemente e mimare i movimenti. Sarebbe forse meglio. Cioè, quando il Pacciani rincorre il ragazzo, come lo ferma? Col braccio sinistro o col braccio destro? Col braccio sinistro. Lo ferma. Col braccio destro che cosa fa? Ma il braccio destro lo prende qui, poi io non vedo bene, perché c'è una persona avanti, una dietro, non vedo bene se lo colpisce alla gola o davanti a me. Ecco, fu colpito al collo, lei ha detto ieri. Poi dove fu colpito il ragazzo? Sarà colpito anche davanti a me. Davanti Però io non vedo il petto. bene. Cosa intende il petto lei? Davanti c'è il petto, non credo ci sia altro. Ecco, facciamo un attimino un passo indietro per quanto riguarda questa scena. Quando il ragazzo uscì dalla tenda, va bene? Sì. Il Vanni dove si trovava esattamente in quel momento? Ma lì fuori non c'era, dentro la tenda. Che cosa stava facendo in quel momento? Ma poi innanzi ho sentito tagliare la tenda io. Si ricorda che cosa stesse facendo in quel momento? Tagliando la tenda? Che cosa stava facendo in quel momento? Ma poi innanzi ho sentito tagliare la tenda io. Si ricorda che cosa stesse facendo in quel momento? Tagliando la tenda? E ho visto tagliare da una parte la tenda, come uno strappo così. Quindi il ragazzo quando uscì, in che momento uscì?
Quando il Vanni stava tagliando la tenda? No, quella l'aveva bella tagliata. Ecco. E quindi poi successivamente il ragazzo uscì dalla tenda. Però non so se c'era Ciniero o no, questo io non ho visto. Ho capito. Io non ero proprio lì di dire sta tranquillo, perché da lì non è che si sta tranquillo. Sì, perché su questo punto lei è stato preciso, ha detto che il Vanni, nel momento in cui il Vanni tagliava la tenda, poi il ragazzo, successivamente poi il ragazzo è uscito dalla tenda, è scappato. Insomma. Però vestito, io ho visto un attimo, non è che si stava, sì. darsi aveva avuto qualche documento sotto. Sì, dica pure. Ecco, passiamo un attimo, tornando indietro, al pomeriggio della domenica. Siamo la domenica del fatto, cioè l'8 settembre dell'85. Prima di raggiungere Firenze, lei e Pucci, quel pomeriggio, vi siete fermati agli Scopeti? Sì, siamo fermati. Ecco. Che ore erano più o meno? Come fuori da me. Dopo mezzogiorno poteva essere stato alle 3 o più tardi, questo non lo giuro. Senta, prima di quell'ora quanto tempo vi siete intrattenuti? Insomma, a parlare lì il tempo passava, su è preciso anche. Più o meno se lo ricorda? Ma un'ora o più, non è che abbia guardato per bene l'orologio. Va bene. Ecco, senta, per quanto riguarda sempre il delitto degli Scopeti, lei ha assistito a tutta la scena, ovviamente. Il Pucci no? Il Pucci non ha assistito a tutta la scena? No, lui gli ha più impaurito di me, gli hanno detto un po' più giù, prima di andare alla macchina dove c'era sulla strada, sulla piazzola. Sì. Insomma, c'è una piazzolina dove si mette da una parte, per noi sta dentro sulla strada asfaltata. Senta, e fu lei poi a riferire al Pucci le cose che il Pucci non poté vedere? Gliele riferì lei, quello che lei aveva visto? Ma lei ha visto qualche cosa, però io avevo visto di più poi di lui. Poi gli ha riferito lei o no qualcosa? Sì. Quello gli era successo, gli sparava e tirava fuori, insomma gli andava fuori il coso. Lui l'ha visto, però l'ha visto un po' meno di me. Senta, io adesso passerei al delitto di Baccaiano. Avvocato, facciamo lo stacco tra la risposta e la domanda, perché delle volte si accavalano, come è successo ora. Certo. Si accavalano, poi non so se la traduzione viene o non viene. È giusto. Piccolo stacco di millesimi secondi, però serve a definire. Bene? Prego. Senta, per quanto riguarda il delitto di Baccaiano, lei ricorda dove il Pacciani sparò? In che punto della macchina? La prima volta andò era su questa piazzettina, sempre sulla strada, dalla parte dello sportello. Sì. Poi? Poi quando gli attraversano di là, io vedi che volevano sortire, però non ci hanno fatto sortire dal Fossetto. Il Fossetto era abbastanza profondo, una cosa giusta, non è detto. Senta, io le ho chiesto, se lei ricorda, dove il Pacciani sparò, in quale altro punto della macchina? Dalla parte della strada di qua? Sì. Sui davanti. Sui davanti. Sui davanti cosa intende? Il vetro oppure no? Il vetro. Il parabrezza. Poi c'era dei fari anche rotti sui davanti. Sì. Senta, lei ebbe l'impressione che questi due ragazzi avessero riconosciuto i loro aggressori? Per lì, non so. Sì o no? Può darsi di aver riconosciuto, mi fa dire. Sì, lei al dottor Canessa dichiarò: per me i due avevano riconosciuto le persone, cioè il Vanni e il Pacciani. Può darsi di aver riconosciuto, io non ero mica proprio lì vicino a loro, a due passi. Che mentre è andata dalla parte di là della strada, credeva di risortire una macchina, invece non ce l'hanno fatta. Senta, signor Lotti, ancora qualche altra domandina, Allora, lei col Vanni parlò di questi omicidi, ovviamente, dopo che
furono commessi questi omicidi. Ecco, il Vanni che cosa le disse? Che stato d'animo esattamente manifestava? Che cosa le disse a proposito di questi omicidi? E quando è il tempo? Dopo? Sì, quando voi parlavate di questi omicidi, qual era lo stato d'animo di Vanni? Che cosa le diceva il Vanni? Gli sembrava preoccupato? Che cosa le ha detto? Le ha detto qualcosa di preciso il Vanni? Preoccupato per quell'altro, perché per Pietro. Che cosa le disse esattamente il Vanni? Le disse una cosa precisa, gliela ricordo e gliela contesto. Mario mi invitava a non parlare di queste cose in quei locali, cioè evidentemente in queste cose in un locale non credo di parlarne bene lì. La gente ti ascoltano lì dentro il bar, non è che ci sia una persona o due. Certo. Senta, lei da quanto tempo conosceva il Vanni? Il Vanni lo conosco da parecchi anni. Da parecchi anni. Ecco, come persona le garbava il Vanni? Lì per lì, poi quando uno comincia a bere comincia a essere un po' diverso la persona. Perché lei ha dichiarato delle cose precise su questo punto, Veda un po' di ricordarle se può, Veda un po' di ricordare un aspetto del Vanni che lei ha comunicato ai giudici, Cioè, lei disse al dottor Canessa che il Vanni non le garbava tanto perché era un tipo violento. Ma Pietro è di tipo violento? Non mi garbava, dice, come persona il Vanni, era troppo violento. Ricorda di aver detto questo ai magistrati? Sì, l'ho detto qualcosa, ora è preciso non mi ricordo bene. Ecco, lei ieri ha parlato delle paure del Vanni, ma di che cosa esattamente, precisamente, aveva paura il Vanni? Dopo questi omicidi. Ma di prima? Sì. Del compenso della lettera? Dopo questi omicidi, di che cosa aveva paura il Vanni? Di che cosa esattamente aveva paura il Vanni? Ma che paura? Non saprei, non so. Lei ha detto, glielo ricordo, il Vanni aveva una grande paura che succedesse qualcosa anche a lui e che Pacciani parlasse. Aveva paura di finire in carcere anche lui e per la verità lo avevo anch'io. Sì, a quel punto lì sì, ma questo fatto, che dire, prima o dopo? Va bene. Quindi ovviamente questo dopo gli omicidi. Sì. Certo. No, io ho detto o prima o dopo. Sì, dopo gli omicidi. Io mi riferisco a dopo gli omicidi. Va bene. Senta, lei durante le indagini preliminari riconobbe in una foto un uomo con la barba come persona che lei aveva visto insieme a Vanni in San Casciano dopo il 1983. Io voglio sapere soltanto una cosa, se lei lo ricorda, che dopo che lei vide questa persona con la barba, identificata poi con Vinci Francesco, la vide insieme a Vanni, che cosa le disse il Vanni a proposito di questa persona? Ma che conosceva questa persona, questo è Francesco Vinci, un mesiano. Ma le disse, se lo ricorda, aspetti prima, sì. Non c'è problema. Le disse una cosa precisa a proposito di questo Vinci, la ricorda? Che doveva sortire dal carcere? Una persona, questa persona qui? Sì. Cioè, le disse che quella era la persona che era uscita dal carcere. No, che doveva uscire. Che doveva uscire.
se no ci si apre. Dunque, attenzione, allora aspetti. Scusi, perché chiariamo meglio questo episodio, Allora, no, lo sto chiarendo. Però lei deve seguire un po' anche le risposte da lui. Presidente, se la lì era uscita. Presidente. Se no si Io torna a capo. scusi Presidente, io ho detto doveva uscire, non è che sei stato uscito. Aspetta. Presidente, io le contesto, se l'avvocato Filastò ha la cortesia. Aspetta, facciamo parlare cosa voleva dire lui. Cosa voleva dire lei? Non era uscito a quel momento lì, doveva uscire, però non è uscito mica subito. Questa persona, questo Francesco Vinci. Lui era in carcere, Vinci? Sì, e doveva uscire questo qui. Allora. Però non è uscito subito, è uscito dopo un anno, ho detto preciso. Allora, per precisare meglio questa circostanza, io appunto le voglio ricordare che lei, davanti al procuratore della Repubblica, dichiarò questo. Il Vanni mi riferì che era colui, cioè la persona con la barba, eccetera, che lei ha riconosciuto, eccetera, era colui io non che aveva, sì, in fotografia, era colui che avevano fatto uscire dal carcere commettendo l'omicidio dell'83. Ma non era mai uscito? No, lui, l'avvocato, no, fa riferimento a quelli che ha detto lei in un'altra occasione. Lei ha detto che una volta a San Casciano vide il Vanni con questo signore con la barba e parlare. Aspetta, io gli ricordo cosa ha detto lei. E poi lei seppe dal Vanni, dice questo è il signore che abbiamo fatto uscire dal carcere. Però è vero così o non è vero? A me non me l'ha presentato. Io l'ho visto. Capite che non gliel'ha presentato? Io non sapevo questa persona. Io l'ho vista a San Casciano. Però non sapevo che era questo Francesco Vinci. Se me lo dica, a me può sapere le persone. Sono cose che ha detto lei, non lo so. Sì, lei va bene, Presidente, ma va bene così. No, ha già dichiarato anche prima. No, ha già dichiarato anche prima. Ha dichiarato con precisione che il Vanni gli riferì che questa persona era colui che avevano fatto uscire dal carcere commettendo l'omicidio del 1980. Io glielo contesto perché queste sono parole che ha detto. No, lui ha continuato. Ma non fate spiegazioni, insomma, io non lo so, ragazzi, ma ci sono anche delle regole minime. Allora, se no ogni volta avevate pure andare, però ha confermato sostanzialmente quello che era già stato detto, non ci sono problemi. Dunque, lei, signor Lotti, ha dichiarato più volte di aver avuto un rapporto con il signor Butini Fabrizio. No, sa semplice così, normale, non è che si trattava proprio con te. Che cosa significa semplice? No, senza arrivare al punto di fare come una donna. Non so se mi sono spiegato bene o no, non so. Si è spiegato bene. Senta, abbiamo capito. Passiamo ad un altro argomento. Senta, lei ha abitato anche a Ponte Rotto, vero mi sembra? Via Luciano 20. Sì. Ecco, il Vanni e il Pacciani venivano a trovarla o vennero in un'occasione a trovarla a Ponte Rotto. Una volta lei abitava a Ponte Rotto. Quella volta, poi c'è stato anche da sé, ma quello così per amici. Comunque loro vennero a trovarla a Ponte Rotto. Quel giorno lì? Sì. Ecco, lei sa spiegare perché vennero a trovarla a Ponte Rotto il Vanni e il Pacciani? No, perché mi avevano visto questa persona in questa via, San Casciano, via, come si chiama la via? Ecco, l'avevano vista con questa persona. Chi è questa persona? Questo Butini. L'avevano vista col Butini. Però mi prese fermi, non è che sia andato a arrivare al punto di... Dove l'avevano visto? Dove avevano ero fermo la macchina, loro sono passati e ti hanno riconosciuto la macchina. Su questo punto poi lei ha già parlato. Allora adesso io le voglio fare alcune domande, poche, per quanto riguarda l'intercettazione telefonica del 24 marzo del 96. Lei a un certo momento ha detto, parlando con la Filippa dice a un certo ma momento... questa via quella deve essere trascritta ancora.
è già stata trascritta, fa parte. No, la perizia si è fatta ieri. Ha una trascrizione fatta, Ieri- però la domanda gliela può fare l'avvocato, scusi, poi può tornare in dopo. La trascrizione c'è. Dice la Filippa, ora il Pacciani, c'è stato lui, che lui è fuori il Pacciani, dice la Filippa. E lei risponde, lui gli è furbo. Cosa intendeva dire lei con questo? Ho detto sì, non è che non spiego bene la parola. Il furbo è dentro. Vabbè, io credo che su questo punto ovviamente Ma credo che il tenore della telefonata sia molto più eloquente. Senta, a un certo momento lei, durante questa telefonata, parla con la Filippa e dice: quando mi fermai lì c'era la tenda, vidi la tenda, c'erano 2 persone, quell'altro l'ha riconosciute subito le persone, quell'altro chi è? È Fernando. Il Fernando, il Pucci. Vabbè, io per il momento, per quanto riguarda le telefonate, non avrei altre domande. Allora, adesso senta, signor Pucci, se è possibile, perché io è stato c'ho molto un'ultima domanda soltanto. No, vabbè. L'ultima che riposiamo diciamo, un momento, perché Vabbè, allora poi facciamo No, questa l'ultima breve, domanda. no? Breve o lunga? L'ultima domanda. Bene, così chiudiamo con l'avvocato con andare. Vabbè. Cioè, diciamo, avrei sinceramente 2 domande. Vabbè, una la farà dopo, vai. Va bene, l'altra la facciamo dopo. Sì. Se è breve, se non lasciamolo stare perché comunque, senta, lei quando dalla consulenza del professor Fornari, che è stata acquisita in atti, risulta che a un certo momento lei ha una sorella e una nipote, vero? sì, Sì. questo però E lei ha dichiarato al consulente che queste 2 persone si rifiutano di vederla, è vero questo? no, rifiutano. Se una persona passa una via, una sorella, e non mi parla, io che l'ho fatto? Io ho avuto il trasporto della mamma che è morta a Firenze. Chi l'ha fatto? Il sottoscritto l'ha fatto. Sì. No, non so. Certo. vabbè, sono cose Che una cosa, queste cose io ne posso andare avanti perché Vabbè, non c'è. Lei ci può dire, se ce lo può dire bene, se no non ci sono problemi, se ci sono dei motivi particolari per... Motivi particolari non c'hanno. Ho capito. Perché lei è una persona, si è sposata, ha avuto una figliola e la figliola ha 2 figlioli, un maschio e una femmina. Mi può dire da quanto tempo lei non vede la sorella e la nipote? Per lei è come se è morto. Chiaro e tondo. Ho capito. Io ti trovavo a San Casciano, se non stavo a San Casciano stavo da questo piano giù. Scusi avvocato, Infatti, vorrei scusi. sapere un po', Basta, se mi un po' basta avere una questo. domanda su questo Presidente, genere, basta di questo questa, processo. L'altra domanda si può sospendere. Per Va bene. L'ultima domanda si può sospendere. Sì, lo faccio io. L'ultima C'è domanda? un'ultima domanda. Allora, posso via, fare? l'ultima domanda. Però- Senta, mi sembra di aver capito, forse mi posso anche sbagliare, che lei, a proposito di questo medico, di questo dottore, lei disse è il suo dottore. Il suo di chi? Di Pacciani? Il suo dottore, di quello che curava lui, che curava il chi? Pacciani. Che curava Pacciani. Pacciani. Quindi questo medico è un medico di Pacciani allora? No, questo non lo so se è il solito dottore. Questo non so sicuro se è proprio quello lì che andava a Comunque, prendere questa roba. È stato un medico di Pacciani. Sì. Mi basta questo. Allora sospendiamo. Mezz'ora va bene, mezz'ora? Quarto d'ora, bene. Ok. Altra parte. A che ora? C'è stato un equivoco. Vabbè, ma comunque meglio così. Chi toccava? L'avvocato là. Oh, sì, sì. Prego Lotti, venga.
proprio la stessa cosa. Mamma mia, schifosi. Va meglio? Sì, insomma, vai. Piano piano, si fece insomma, piano piano si guarda che sta piano piano si va in fondo, Chi è che è l'avvocato Pellegrini? Bene. Signore. Avvocato Pellegrini, parte civile. Signor Lotti, io la tratterrò poco, lei è già stato sottoposto a un fuoco di fila di domande, altre ce ne saranno, io le faccio soltanto 2 o 3 domande. Lei ha sentito usare da altri, in qualche occasione che ci dovrebbe rammentare lei, questa espressione scema, imbecille, ninfomane? Ma è una donna? Sì, riferita a una donna. Una frase del genere gliel'ha detta qualcuno tanti anni fa, ormai naturalmente, prima del delitto di Vicchio. Sì, questo cosa sì. Ho sentito, sì. Se lo ricorda? Sì. Si ricorda imbecille, come ho capito. Imbecille, scema, ninfomane. Sì, lei sa anche che cosa vuol dire ninfomane? Ha dato una spiegazione giusta. Vorrebbe dire di molti uomini, non so come spiegarlo. Che gli piace troppo gli uomini, qualcosa del genere. Come mi viene detto a me, non so. Questa espressione da chi l'ha sentita dire? Chi l'ha usata? Una persona che in quel momento era molto arrabbiata. A un certo Vanni. Da un certo Vanni. Ci vuoi rammentare l'occasione in cui venne fuori questo discorso? C'è stato un sopralluogo, no? Fra lei e Vanni sulla piazzola di Vicchio, poi? Un giorno, poi non mi ricordo il preciso anno. No, quando non importa, prima dell'omicidio. Sì, è successo questo così, come ho detto. No, ha detto che c'è stato lui e il Vanni, lui non ha mai detto questo. Come no? Ha detto lui e il Fernando. Questo si riferisce a una donna che... No, piano. I sopralluoghi sulla piazzola sono 3 e quindi ce n'è uno fra lei e Vanni che andate a fare il sopralluogo a Vicchio. Sì. Vero o non è vero? Sì. Prima dell'omicidio sto parlando, giusto? Ma questo mi ha detto che è una donna che l'ha detto così. Aspetti. Lei è andato con Vanni a vedere questa piazzola, a vedere la macchina, a vedere questi ragazzi. E c'era la macchina lì. E c'era la pandina celeste, giusto? Sì. Quando i ragazzi con la loro macchina sono andati via, lei e Vanni cosa avete fatto? Che si è fatto? Sono andati via, siamo andati su anche noi. Ma vi siete andati dietro o siete andati per la vostra strada? No, la strada è quella per venire. Sì, ma li avete seguiti? Se loro sono avanti, che fai? Si va dietro noi. Bene. Nella strada fino a dove l'avete seguito? Fino al bar. Fino al bar. Cosa è successo lì? Il bar è sceso, è andato a bere il bar, questo bar qui. Chi è sceso? Mario. E chi era entrato prima del Vanni dentro a questo bar? Questa donna insieme a questo ragazzo. Sì. Poi Vanni è uscito, lei è rimasto in macchina. Sì. Vanni è uscito, giusto? È andato nel bar. Prima è andato nel bar, si è trattenuto qualche minuto, poi è uscito. Sì. Ecco, la frase che io le ho rammentato nasce in questo momento. Nella frase gli ha detto qualcosa la donna su questo discorso qui. Perché che cosa gli ha Ma riferito? io dentro nel bar non c'ero. No, me l'ha riferito. Cosa gli ha riferito? Me l'ha riferito quello detto Nanzi, imbecille, di forma, non lo so, preciso come mi ha detto. Insomma, questi discorsi qui sono. Perché lui che cosa aveva detto a questa ragazza, sempre secondo quello che ha raccontato lui? Ma se lei nel bar un po' mi ha fatto delle scenate proprio, non credo, lo so io. E allora che cosa gli aveva fatto? Che discorsi gli aveva Io fatto? aveva detto anche il discorso della donna che insomma c'era sta insieme, però io dentro non c'ero, mi faceva capirlo bene. Sempre per riferito? Sì, riferito sulla... E questa ragazza che cosa avrebbe risposto, sempre secondo quanto diceva Vanni? C'è stata o non c'è stata? Gli ha detto qualcosa che lei la si è presa, gli ha detto questo imbecille così.
lui. L'ha mandata al gas, insomma. Sì. Eh? E lui ti ha fatto questi discorsi qui. Beh, In forma, non so, questo ha detto. senta, Lui mi ha riferito così, poi se è diverso, Certo. quello dice lui, non so. lei sa quello che gli è stato detto. E durante il tragitto, quando lei l'ha riaccompagnato verso San Casciano, lui era sempre arrabbiato o No, si era era un calmato? po' tirato, un po' nervoso Un po' nervoso, su questo discorso di questa donna. Per questo contrasto che Contrasto c'era fra lei e lui. tra lei e lui, d'accordo? Sì. Tanto che lei gli ha anche detto: se non ti calmi ti fa scendere. Ma se lei è nel bar, non so se lei ha servito, No. un po' mi ha messo. No, dico, tanto che lei Lotti durante il tragitto al Vanni avrebbe detto: o tu ti calmi o tu scendi, Sì, perché questo è non riferito. riesco neanche a guidare, No, giusto? perché se uno dà tira di molto in macchina, se no pigliano nervoso anche io, allora a quel punto se no può scendere e chiude e basta. Ecco, usava delle frasi minacciose il Vanni a Su lei? proposito Della donna? della donna. Sì, gli aveva detto sì, una stronza, sì, questi discorsi mi va a riferire. Stronza è un'offesa, non è una minaccia. Sì, lo so. Una minaccia è qualcosa di diverso. Si ricorda lei se usò anche espressioni di altro tipo, più forti, diciamo? Ma poi sai, forse non mi ricordo, non sono precisato per bene. Non disse gliela farò pagare io. Ma, No, se lo ricorda, ma il precisare per bene non posso precisare. Insomma. Non lo può precisare. Vabbè. Poi sai, quando uno è in macchina, io lo faccio, o si sta zitto, se no non continua bene il viaggio. Beh, non è che io volevo sapere le parole precise, ma se c'era un atteggiamento minaccioso da parte era talmente arrabbiato da dire qualcosa di troppo. Ma è che gli avevo detto un discorso così, poi, ora il preciso se mi ricordo bene, quasi sia così. Qualcosa del genere. Va bene. Senta, invece parliamo adesso un attimo del dopo omicidio. Qui siamo nei giorni precedenti, sempre parlando di Vicchio, io sto parlando soltanto di Vicchio. Dopo successo quel che è successo, lei ce l'ha già raccontato, siete andati via attraverso delle strade di campagna, giusto? Bene. Però io conoscevo la strada, lo dico innanzi. Certo. Chi la conosceva? Conosce Pietro? Pietro, cioè Pacciani. Sì. Bene. Tanto che lei era andato con la sua macchina, ma nell'andare via chi era per primo? Chi guidava? Chi conduceva? Chi andava via? Era sempre avanti lui. Se Sempre. la conosceva quella strada, il punto prima di venire via. Senta, a un certo punto avete incontrato, e se ne è già parlato, un ponticino, accanto c'è una fonte dove la gente va a prendere Se si passa lì, il ponticino bisogna ci sia per forza, se no ti do pazzi. So. Perfetto, so anch'io. In questo punto del ponticino dove c'è la fonte, eccetera, si ricorda mica se avete notato una macchina che vi veniva incontro o che era ferma di gente a prendere l'acqua? Ma questo è la verità proprio preciso, non lo posso dire. Preciso. Che non so sicuro di se gli è passata una macchina o no. Una macchina ferma magari Ma prima di ponte? non mi ricordo se c'era una macchina ferma o no. Non so. Ma dove si passa noi ho visto macchine, poi non so. No, il punto è soltanto quello dove si sarebbe incontrata un'altra macchina, Ma per me non ho incontrato macchine. Quindi non c'ha in mente dei fari contro la vostra macchina, contro la sua macchina? No. Non c'ha in mente. In quel momento lì no. In quel momento. Vabbè. Senta, un'altra cosa e poi non le chiedo altro. A proposito di quella lettera, che qualche giorno dopo l'omicidio di Vicchio, lei andò a imbucare a Vicchio stesso? No, che l'abbiamo imbucata io, la buco il mare.
Benissimo. Lei accompagnò con la macchina, visto che lei era l'unico a avere la macchina, Fanni non ce l'aveva. Bene, ma io voglio un attimo prima dell'imbucarla. Lei l'indirizzo completo non l'ha visto, questo lo sappiamo. Io ho già. visto Firenze e Vic e basta. Dentro non è mai guardato, me l'ha fatta vedere, me fa. No, però lei mi pare che da qualche parte abbia detto che era riuscita a intravedere qualche parola che c'era sul testo di questa, prima che fosse chiusa naturalmente. Ma a dire la verità non ho visto bene che c'era scritto. No. Lei aveva parlato di qualche parola che gli erano sembrate parole minacciose rivolte a una donna. Minacciose. L'aveva detto anche discorso, però sulla lettera io non ho visto niente. L'aveva detto che cosa vuol dire? Ce lo spieghi meglio. L'aveva detto cosa? No, aveva detto ma è una cosa minacciosa, però a me non mi riusciva di dire qualcosa in più, sicché non potevo approfondire la cosa. Non so se ha capito. No, ora siamo passati al momento della imbustare la lettera. Imbustare la lettera. Dove è avvenuto questo fatto di imbustare la lettera? Imbustare vuol dire mettere il foglio dentro la busta. Però quando l'ho vista lei pronta, sicché ho visto solamente l'indirizzo, un indirizzo Vicchio e Firenze, basta. No, lei ha spiegato molto di più, ha detto qualcosa a proposito di Pacciani che va in garage, no? Sì, va in garage, c'è un baratto. Ecco. Però non ho visto bene che c'era dentro, perché è un coso oscuro. Ma qualche parola quindi della lettera che Pacciani aveva già scritto, aveva già preparato, lei non se lo ricorda, no? No. Non l'ha... Io ho visto l'indirizzo e basta. L'indirizzo. Non ho visto altro, a dire la verità. L'indirizzo però non si ricorda il nome del destinatario. Guardata per bene come fossi così preciso. Ho visto di lontano così da... Senta, e i discorsi fatti da Vanni e da Pacciani, sempre in relazione a questo momento, a questa lettera, lei li ha sentiti? Gli è stato detto a chi sarebbe destinata la lettera, a chi doveva essere mandata, perché? Io mi ha detto un nome, un certo Manuele, poi non so sicuro se ti hai il nome detto o un altro. Una certa Manuela. Poi se ti è quello preciso non lo so. Senza aggiungere altro. E lei ha fatto un discorso a Vanni, perché Vanni voleva tagliare corto, dice: te tu mi devi portare a Vicchio, punto e basta. Lei gli ha detto: oh piano, la macchina è mia, se voglio non ti ci porto, giusto? Sì. Quindi dico, nell'occasione non gli ha chiesto anche qualche spiegazione in più di perché c'era da andare a Vicchio a portare una lettera, a imbucarla proprio a Vicchio? Non è un po' strano che lei si fa tutti i chilometri da San Casciano a Vicchio senza una spiegazione di nulla? Una spiegazione di nulla. Se uno non ti dice nulla mi fa a dire qualcosa. Se non me ne dice le cose mi fa. Quindi lei ha preso per buono che bisognava andare a Vicchio e si è accontentato di quello, senza sapere che andava a fare. La lettera l'ho vista, anche se non ho visto che c'era scritto, ma l'ho vista, aveva a mano, non è che... Lo scopo quindi era di mandare a una certa Manuela qualche cosa che... Da principio mi pareva di non andare, poi a quel punto lì che faceva? Bisogna andare per forza. Non potevo fare diversamente. E questa roba che Pacciani prese dal garage la mise un pezzettino di qualche cosa? No, io la lettera l'ho detta innanzi, era bella e pronta, non ho visto che l'aveva messo. Se aveva messo qualcosa delle donne o no. No, momento. Lei ha detto che ha visto Pacciani, se vuole glielo leggo, che ha rincartato qualche cosa levato da questa boccia di vetro in un foglio e poi in un altro foglio. Era bella incartata, quasi finita, sicché come fa a vedere che c'è dentro? No. C'era stato le ossa delle donne, io non so, mi assicuro se c'era lì o no. Volevo dire che lei ha visto la lettera prima che fosse chiusa, ecco, questo volevo dire. Sì, però non mi ha visto che c'è messo dentro. Ma non l'ha letta, non ha potuto leggere. Va bene, non ho nient'altro, grazie. Altre parti civili?
Allora, Signor Lotti, Sì? lei sa che ci sono dottori che curano cose diverse, chi cura il cuore, chi la testa, chi quello, chi quell'altro, Sì. ci sono i dottori del... Ecco, sa, logicamente. Ecco, lei per caso non sa se quel dottore a cui sarebbe stata consegnate quelle cose, come le dice lei, Sì. fosse uno specialista in qualche cosa, in qualche ramo Ma particolare? a me non mi ha spiegato bene che dottore lei era. Ecco, allora non gliel'hanno spiegato, non gli hanno fatto nessun accenno su questo. No. Quando lei ha detto che questo dottore era in rapporti col Pacciani, l'avrebbe curato. è Io ho una detto sua- un dottore, non so chi ti è, ho detto un dottore. Un dottore che curava questa persona, questo Pietro Vanni. della storia di Francesco Vinci che doveva uscire dal carcere, io vorrei capire questo. Lei ha detto doveva uscire, non era ancora uscito, giusto? Ma Ho capito doveva bene? uscire. Ecco, doveva uscire. Però non so se è uscito subito più in là, per qualche anno dopo, no? faccia la domanda e poi dopo risponde con calma. Sì, vabbè. Le è stato contestato stamattina che lei prima avrebbe detto una cosa diversa. Ora vogliamo sapere se c'è stato un equivoco, cioè abbiamo capito male noi, o ha capito male lei stamattina, si è ricordato male oggi. Non è possibile, siamo in controinterrogatorio, Presidente, Sì. che Francesco Vinci, o chi gli ha parlato di Francesco Vinci, perché lei non lo conosceva giustamente, che questa persona che lei ha visto con la barba cerchi di ricordare se forse quello che le dico io è più vero, cioè oggi si ricorda meglio delle altre cose che ha detto, se questa persona con la barba era venuta a chiedere, va bene? Sempre Francesco Vinci, perché questo è sicuro, lei l'ha riconosciuto per certo come Francesco Vinci, giusto? Ma io ho visto questa persona, non sapevo che era Francesco Vinci. Ma poi avrà visto la fotografia di Francesco Vinci, l'ha riconosciuto. Sì. Quindi su questo non c'è problema. Però da principio sapevo se era questa persona. È chiaro, non sapevi il nome, su questo non c'è problema. Ma nemmeno la persona dell'ho vista a San Casciao, credevo fosse lui. Come non credeva che fosse lui? Quello l'ho visto la prima volta, Sì. con la barba. Io non sapevo mica che era questa Questo persona. è sicuro. Dopo però in fotografia l'ha riconosciuto e su questo mi sembra anche questo pacifico, no? Ma io riconoscevo la figura con la barba, la Certo. persona. Però non sapevo mica che era questo Bene. Francesco Vinci. Queste sono le certezze. Stamattina però dice doveva ancora uscire. Certamente se era lì non poteva essere in galera, su questo non c'è problema. Ma giusto? questo mi fa sapere il momento, il giorno e l'anno antes di era. Non potrebbe essere Lotti che quando chi gliel'ha detto poi che quella persona doveva, il Pacciani ha parlato di Francesco, il Vanni è stato, no? Mi sembra che gli ha detto Ho tutte e due, il Vanni e il Pacciani. Bene, era venuto per parlare con loro per far uscire qualcun altro, che il doveva uscire era riferito a una terza persona e non a quella persona che è venuta lì. Come la persona venuta lì? Loro hanno detto guarda che questa persona noi l'abbiamo fatta uscire, va bene? Sì, è sempre la persona stessa. Esattamente, quella persona lì. E così avevamo capito fino ad oggi. Stamattina lei ha raccontato spontaneamente una cosa diversa. Allora io le chiedo, in riferimento alla Come cosa dire? nuova che ha detto stamattina, non è possibile che Come questa una cosa per- diversa stamattina? Ha detto che doveva uscire, ma era lì. La posso fare la domanda qua? Allora gliela spiego, Presidente. Allora, La domanda è questa. Non è possibile che gli avessero detto, sempre se questa storia è vera, logicamente, ma presupponendo che sia vera,
Vanni e Pacciani gli abbiano detto che questa persona era venuta lì a parlare con loro per far uscire qualcun altro che era in carcere in quel momento legato alla storia del mostro? No, questa è la qualcun altro no, della stessa persona, perché qualcun altro? Allora la domanda la faccio io, scusi, forse ci arriviamo meglio. No, se no non ci capisco poi avanti. Certo, Presidente. Allora, scusi, Sì. lei ha parlato di questo Francesco Vinci, va bene? Sì. Chi per primo gli ha parlato di questo Francesco Vinci quando era in carcere? Lui è dentro. Sì. Qualcuno a lei parla di questo Francesco Vinci. Chi gliene ha parlato a lei? Parlavo Mario e Pietro, Cosa gli hanno detto a lei? che doveva sortire uno per fare un omicidio, basta. Come mi ha spiegato così. Che bisogna fare un omicidio per far uscire lui dal carcere. Sì, però non so se ti è uscito subito o più là. E più tempo poi è dopo. stato fatto questo omicidio. Sì, quello di Giove. Quello di Giove. Ecco. Quel signore che poi lei dice di aver visto con la barba a San Casciano. Questo Aspetta, l'anno guarda. Lei ha riferito qualcosa su questa persona. Chi era questa persona? Con la barba che lei dice ha riconosciuto per Vinci? No, quello mi avevano detto loro che era questa persona qui. Cosa cazzo gli hanno detto loro? Che era questa persona doveva uscire. Doveva uscire. Se già uscito, già fuori ormai. Sì. Lasciamolo finire, per favore. Allora, è quella persona? Questa è la persona stessa di Francesco Vinci. È la stessa persona quella che stava in carcere. Sì. E che voi avete fatto uscire con l'omicidio. È così? No, quello che avevano detto loro su questo Capite qua. quel che hanno detto? Lei non lo conosce Francesco Vinci. In sostanza. L'ho visto in fotografia, ho visto il nome. In sostanza, lei ha detto, c'era Francesco Vinci in carcere, mi hanno parlato che bisogna far uscire questa persona con omicidio, avete fatto l'omicidio. Poi il Vanni si è incontrato con una persona con la barba a San Casciano. Bene? Sì. Lei l'ha visto questo, no? La prima volta, la seconda andiamo insieme con quell'altro. E cosa gli ha detto poi il Vanni a lei? Il Vanni gli ha detto questa persona era uscito dal carcere. Certo quella era la persona che è uscita. Francesco Vinci. No, se no ci ha capito? Doveva uscire uscito. Sì, vabbè. Perché non sembra che siano due le cose, siano le cose non si capisce nulla. Vabbè, continua. No, se no ci capisco. No, Presidente, benissimo. Quindi ora la domanda gliela posso fare più chiara? Quindi lei esclude, Lotti, che quella persona che le ha visto con la barba, di lui... Dalla seconda volta che mi hanno detto che era la persona stessa. Bene, la persona... esclude quindi che il Pacciani e il Vanni gli abbiano detto che lui fosse venuto lì per chiedere di far uscire qualcun altro dal carcere. Come qualcun altro? Lei esclude, non è vero che il Vanni e il Pacciani gli abbiano detto questo qui è venuto qui per far uscire qualcun altro, era lui la persona ma era la persona stessa, allora va bene così. Non mi fa le domande più di Leonè, allora ci si capisce. Cambiamo un altro argomento, Lotti. Lei dopo il delitto del 1985, quando furono uccisi i francesi, lei dopo il delitto ha parlato col Pacciani e col Vanni? Di andare lì? Non di andare lì, dopo il delitto, dopo il giorno dopo, lunedì, martedì, mercoledì, ha parlato col Vanni e col Pacciani, li avrà visti? Sì, ho visto qualche volta. Avrà letto i giornali, visto la televisione in quel periodo? Sì. Ha saputo che arrivò a un magistrato dopo alcuni giorni una lettera con dentro un pezzo di pelle di una delle vittime, se lo ricorda? Il giorno dopo? No, dopo una settimana, l'avrà letto sui giornali, sentito la televisione, tutti ne parlavano. È stato mandato da un paese che si chiama San Piero una lettera con dentro della pelle che si poteva pensare appartenere a quei tempi a una delle vittime, in realtà era proprio di una delle vittime. Non si ricorda questa circostanza, che fu mandata questa lettera, ha suscitato tanto clamore, tutti ne hanno parlato. L'ho sentito così, come si chiama il posto? San Piero a Sieve. Ho sentito qualche discorso così e basta, un po' altro. Una cosa strana, no? Mandare per lettera un pezzo di pelle, di seno, insomma è una cosa abbastanza singolare, vero Lotti? Ecco, lei non ha mai chiesto a Vanni e Pacciani perché l'avete fatto, che cosa si tratta questa lettera, come mai? Io in questa lettera non so niente. Non ne sa niente. Ho sentito qualche discorso così e via.
ma non ha mai avuto la curiosità di andare da costoro a dire perché l'avete mandato. Come mai dopo il delitto siete andati a San Piero assieme? Ma io sono andato, no, che c'entra? Non lei, Lotti, nessuno dice che è stato lei ha sempre detto di non saperne nulla. Io le domando, visto che tutti ne hanno parlato, televisione, L'ho sentito alla televisione, ho visto anche i giornali. tutti ne hanno parlato. Lei non gli è andata a dire, ma come mai siete andati via, siete andati fino a San Piero e avete mandato questa lettera con questa cosa dentro? Ma io come faccio a saperlo questo qui? No, io domando se lo sa, No, per questo curiosità, qui non se so. non aveva la curiosità di chiederlo a No. costoro, una cosa così strana, perché l'avete strana. fatto? Se non lo so perché Allora, devo faccio dire... parlare, perché sennò Certo. a valanga non ha tempo Certamente, Presidente. l'imputato di riflettere. Cerchi di ricordare, Lotti. Ma ricordare, io ho sentito la televisione questi discorsi così, però di loro non mi ha sentito niente su questo qua. Ne gliel'ha mai chiesto? Non si è mai chiesto il perché? E come fa a chiedermi il perché? A me non mi dice nulla se vanno da sé a portarla, come fa a saperlo io? Vabbè, non lo sa. Un'ultima domanda. Quando arrivaste nel 1983, quindi si parla dei tedeschi, quindi si parla del furgone, si ricorda, no? Lotti? Sì, mi ricordo, sì. Sul luogo dove furono uccisi questi ragazzi, voi siete arrivati, c'è una casa vicino a Lotti, no? Se lo ricorda? Ma non mi avvicino, c'è una casa, non so, se era un contadino, più avanti della piazzola. Si vicino alla piazzola? No, non è vicino alla piazzola. Quanto è distante Lotti? E che ne so, come fa a giudicare così? So quanti metri, non saprei. Non voglio sapere, distanza fra me e lei, di più. Sarà un po' di più o meno, questo Più lunga di questa aula. Sarà stata anche questa aula, forse più. Non se lo ricorda la distanza. La distanza, che può dire che uomo e poi non è? No. Non le Sarà chiedi stato meglio. quanto è questa stava, forse più larga ancora, più distante, come fa a giudicare? Una cosa vicina, la sa, fra me e lei siamo vicini. Lo so, che c'entra fra me e lei? Può essere a 50 metri o 100 metri o meno. Questo come fa a giudicare? Comunque una distanza più o meno lunga come quest'aula, oppure il doppio. O forse il qualcosa triplo. più misurata quella. Va bene. Ecco, ma quindi non c'era la paura di essere sentiti? Sentiti, non so se li hanno sentito o no alla Ma non c'era questa paura, no, se hanno sentito paura, la paura c'era di certo, so, per me anche, non so, quello sarà stato certo. C'era paura. Allora se li hanno sentito lassù alla casa, questo come fa a dirlo? Quindi c'era questa paura. C'era silenzio, Lotti, quando siete arrivati lì? Non è che passi tante macchine da quella parte lì, passeranno anche d'una. Però in quel non momento c'era ne passa... rumore di macchine, d'accordo. C'erano altri rumori, Lotti? Altri rumori, non so, quali rumori? Domando, sentiva qualche cosa? Ma io non sentivo niente. Non sentiva niente, quindi non c'erano rumori? Io ho sentito anche cominciare a sparare, poi gli altri suoni non so. Non saprei. C'era una radio accesa nel pulmino? Ma questo non mi ricordo, se è acceso o no. Si sentiva se c'era una radio accesa o meno, no? Ma se dico non mi ricordo mi fa dire una cosa e poi non è. Non se ne ricorda. Non si ricorda nemmeno se nessuno ha acceso una radio? Io non ho sentito niente. Lei quindi Non era acceso. Ho visto una lucina dentro nel furgone. Ma non si ricorda assolutamente? No, non mi ricordo se c'era qualcosa acceso come radio o così. Né che nessuno l'abbia accesa? Faccia mente locale, Lotti. Cerchi di ricordare un momento. Ma che devi ricordare? Se non ho sentito niente? Non ho sentito niente? No. Bene. Perché lei insiste su una cosa che uno Esagita. No, lo so, perché gli affondisce la cosa e poi... Vabbè. Se una cosa... Allora, Lotti, quando sono arrivata la polizia, una radio era accesa, questo non si piove. Se lei non l'ha sentita è un altro discorso, però la radio era accesa. Ma stata bassa. L'avete accesa voi, no? Quello O l'era accesa bassa. accesa
O l'avete acceso qualcuno di voi? Oppure l'ha sentito o non l'ha sentito? Stavo basso, non sentivo bene, non so. Non posso provare preciso se lo sentivo bene o no. Nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Altri? Avvocato Bertini, aspetta, facciamo fare Bertini Il difensore dell'imputato? No, la voleva l'avvocato Zalabini. Un altro, scusate, un voto, che lei mercoledì non può esserci. Può continuare, può farlo ora l'interrogatorio, l'esame dell'imputato. Lo può fare ora l'esame dell'imputato lei? No, l'avvocato Zanubini. Ah sì. Capito l'avvocato? Siccome mercoledì non c'è lei, approfitti ora. Sì, però mi pare che siamo d'accordo che mercoledì non ci sei nemmeno te, no? Quindi mercoledì mi pare di aver capito che non è che... No, allora dobbiamo chiarire una cosa. Vedi, io sono stato buono, caro, tutto quello che volete voi, non voglio porre freni a nessuno, però non possiamo stare delle settimane senza fare udienza. Ora per l'appunto lunedì e martedì io ho udienza penale alla prima sezione e quindi purtroppo sono processi in continuazione e vanno finiti. Bene. Però da mercoledì, giovedì e venerdì facciamo l'udienza. Lì ci sono 2 difensori del Vanno, vuol dire che farà un altro. Vuol dire che l'avvocato Filastò farà l'esame giovedì. Domani mattina però intanto approfittiamolo per farle voi l'esame. Domattina è possibile. Vi aggiungo già, dalla settimana o l'altra possiamo fare udienze solamente di mattina perché l'aula è occupata nel pomeriggio da un'altra corte. Quindi preparatevi quelli... Com'è? No. Avevo sentito dire che si faceva udienza domattina. No, per l'appunto domani mattina ci sono delle possibilità da parte dei giudici popolari. 2 o 3 che non possono fare la certificazione alla cancelleria, sono impegnato qui e benissimo, mercoledì verrò io. Non c'è problema. No, siccome l'avvocato Zanubini mi aveva fatto delle difficoltà per mercoledì, allora dico approfittiamolo per farlo oggi l'esame. È tutto qui. Forse la sua posizione è molto circoscritta, non credo che sarà molto da fare. Allora per fare Bertini, Pagattini e poi faccio... Benissimo. Signor Lotti. Sì. Parliamo dell'omicidio dell'82 di Baccaiano. Sì. Senta, lei ha riferito di alcuni discorsi che le avrebbe fatto il Vanni poco prima dell'omicidio di Baccaiano. Si ricorda che cos'è che disse il Vanni in questa occasione? Preciso andare lì a questo posto? Sì. No, dico, prima di Baccaiano il Vanni le avrebbe fatto dei discorsi, avrebbe detto delle cose riguardo a che doveva andare a fare il lavoretto per questo posto qui. E cosa le disse? Che doveva andare a fare il lavoretto in questa via qui, via Baccaiano. Senta, torniamo un attimo indietro. Un momentino, sì. Sì. Bene. Senti, lei quando è che ha saputo dal Vanni che venivano commessi questi delitti? Innanzi a che giorno? Innanzi rispetto a che cosa? Innanzi a che giorno prima di cosa? Di Baccaiano? Sì. Quindi il Vanni le raccontò che loro andavano a commettere questi omicidi? Lì per lì non credevo fosse una cosa così proprio, non è che ci rivedevo. Poi quando arriva lì vedi la cosa un po' più precisa. Senti una cosa, quando il Vanni le fece questo racconto, era ubriaco, era sobrio, com'era? Non perfetto non era, aveva bevuto? Un po' insedicetto. Quindi le ha fatto questo racconto, non era proprio a dire proprio superato di molto, insomma anche un bicchiere in più di certo. Okay. Le dissero che sapevano che c'era quella macchina a Baccaiano oppure andavano... O c'erano stati prima a vedere meglio se c'era la macchina. Quindi lei ha capito che sapevano già che c'era una macchina lì ferma? Sapevano preciso che c'era la macchina ferma.
Senta, andiamo a Giovoli. A Giovoli, sì. Lei ha detto che ha sparato contro il vetro del furgone. Si ricorda, pare che l'abbia già detto, che sia da che parte lei era rispetto al furgone, in quale vetro ha sparato? Io dalla parte così. Cioè quale parte? Dalla parte che guarda la strada che pianta via. Dalla parte del volante o dalla parte del passeggero? No, dalla parte qui, no, il volante è dalla parte della sinistra. Dalla parte del passeggero? Sì, dalla parte di qua. Dal vetro, dal parabrezza anteriore o dal vetro laterale, dal vetro dello sportello? No, da quello sportello, quello che si apre. Ho capito. In questa occasione in cui lei... Non quelli davanti, quelli davanti era dalla parte di dietro, come fossi io qui. Qui c'è la guida e di là c'è un'altra persona, invece no, dalla parte dentro di dietro o sposta di dietro, se parlo preciso non so, dalla parte di dietro delle persone. Sì, no, comunque dicevo, la domanda era un'altra, lei ha sparato dalla parte del vetro dello sportello del passeggero. Ah, questa sì, dalla parte così. Va bene. Nel momento in cui lei ha sparato, che cosa ha visto dentro? Cioè, ha visto che cosa? Delle persone? Ha visto una saga? Ha visto un'onda? Cosa ha visto? Ma c'era un vetro un po' più di metà opaco, sicché non vedevo tanto bene le persone dentro. Ma davanti a sé ha visto una persona dentro, davanti a sé, al vetro dove sparava? Ma proprio per bene non l'ho vista perché c'era il vetro più di metà opaco, non so se è il vetro preciso, il vetro opaco, è più della metà. Sicché dentro sì. Tu vedi la persona. Sì. Lei quindi non è che, domando, ha preso la mira contro qualche cosa oppure ha sparato a caso? No, proprio precisa non ho preso la mira perché con la mano ero impaurito in quel momento lì, sicché non so, se non abbia colpito o no. Okay. Poi me l'ha presa il laccio e Pietro l'ha detto dalla parte opposta di là, dalla parte di volante. Di volante, però ho sposto sempre dalla parte dove c'era loro dalla parte di dietro, no? Cioè, dalla parte in dove c'era seggiolino. Però dalla parte del volante, cioè la parte posteriore sì. Destra, sinistra, scusi. Sì, dalla parte sinistra. Sì. Senta Pedolotti, alcune precisazioni sull'omicidio di Vicchio. Ecco, forse non si è ben capito, ma i sopralluoghi che furono fatti a Vicchio, mica un po'. La prima volta che lei andò a Vicchio, con chi ci andò? La prima volta in assoluto, cioè che ci andò? Con la Filippa. Con la Filippa Nicoletti. Poi ci è tornato con chi? Con Fernando. E quando andò con Fernando, quando ci andò? Mattina, pomeriggio, quando è che... Sempre il pomeriggio, però il preciso è un guardavorio, per bene non è che... Che cosa faceste in quell'occasione con Fernando quel pomeriggio? Noi siamo andati a Gesù, io non credevo mia si fosse la macchina ferma. Poi vedi c'era questa macchina ferma, c'era questa ferma lì. Ce l'hanno visto, si sei a pochi metri, ce l'hanno visto queste persone. Allora lì per lì, poi dopo un pochino sono andati via. Siete rimasti lì molto tempo, poco tempo? Ma questo mi fa dire, non so. Sì. Pochi minuti o... Un quarto d'ora, poi a giudicarlo per bene. Comunque lei si accorse che forse vi avevano visto queste persone. Se sei a pochi metri si vedono due persone, dice questi piedi... E quindi a quel punto ve ne andaste? È così? Da noi e poi siamo andati via. Insomma, si prese la strada e si pensa verso casa. Insomma, verso Firenze si mangiò giù. Vi fermaste a mangiare da che parte? Si doveva fermarsi lì, dove c'è questa botteghina, passati il ponticino. C'è una bottega, come si chiama? La bottega del prosciutto. A questo punto, avvocato, mi scusi, ma avrei una domanda se un po' sfugge col tempo. Certo, posso inserirmi un attimo. Lei c'è stato da solo, cioè è stato con la Filippa, sì. Con Fernando Pucci e poi c'è stato col Vanni. Quando siete andati lì, avete visto sempre la stessa Panda celeste o avete visto anche altre macchine? Ma io sono andato lì, era solito colore. Come? Celeste, sempre il solito. Sempre la stessa macchina? Sempre. Poi lei ci è tornata un'altra volta per vedere da sopra se si vedeva la piazzetta. Anche allora c'era sempre la stessa macchina? Allora è rimasta sempre il solito colore. Sempre il celeste. Capito, però poteva aver visto una Panda, non un'altra Panda, il colore anche se è di notte c'è sempre la stessa macchina. Si vede un po' meno, però è sempre il colore quello. Lascia stare il colore.
Ma è sempre lo stesso tipo di macchina, lei è un guidatore, ha avuto tante macchine, sempre la stessa macchina. Io ho visto sempre la stessa macchina. E quando ha guardato all'alto? L'ha vista la piazzola o no? Dall'alto non si vede perché è un po' distante. Si vede anche prima, sì. Bene. Senta, signor Lotti, poi lei... Dicevate? Mettevo tra me di osservare che la sua osservazione era estremamente pertinente, mi stavo complimentando con lei Presidente, ma era una cosa mia. 5 visite e 5 volte. Evidentemente questi poveri ragazzi erano molto innamorati e sfortunati. Lo so, purtroppo è così. Signor Lotti, lei poi ebbe a riferì a Vanni quello che aveva visto con il Pucci? Ne parlò con il Vanni? Sì. Che cosa le disse? Disse c'è una macchina così e così, te la fermi lì, però che stava a fare l'amore, questo... Vabbè. Ma gli parlò anche della piazzola, come era fatta la piazzola, come era la piazzola ha visto quando siamo arrivati lì, come fa a dire a mettersi si viaggia la macchina? No, quando parlò al Vanni, presumo a San Casciano, di questo fatto, del sopralluogo fatto da lei e da Pucci, gli riferì al Vanni anche di come era fatta la piazzola, se gli ha detto com'era la piazzola che c'entra una macchina un po' più. Okay. Sì. Senta, lei ha riferito riguardo l'omicidio del Punto di Vicchio che il Vanni e il Pacciani misero la macchina in modo tale che di fronte alla Panda in modo che non uscisse. Puoi spiegarci meglio brevemente come avvenne la scena dell'omicidio? Cioè da quando cominciano a sparare a quando poi lei andò via? Quando si arrivò lì? Sì. Lei ha detto arrivò lì e mise la sua macchina distante vicino al stadello che porta alla piazzola, va bene? Sì, la strada che poi induce la ferrovia. Sì. Mentre Vanni e Pacciani misero la macchina vicino alla parte dei ragazzi. Quasi di fronte per non far uscire la macchina. Sì. A quel punto poi che è successo? Dopo un pochino sentì sparare. Chi è che sparava? Sparava Pietro. Da che parte sparava? Dalla parte sui davanti qua. Sì. Sul davanti, sul parabrezza della macchina, sul vetro? Sì, proprio sul vetro, sui davanti. Lei ha avuto l'impressione che avesse colpito ambedue i ragazzi? Lo sa, lo può dire? Ma i colpi ne partiti diversi. Erano presi di certo tutti e due. Bene. E dopo questo fatto, dopo gli spari, che cosa ha visto? Poi gli hanno aperto lo sportello dalla parte di là, noi partevo dalla parte di là. E ho visto Mario tirava la donna intera e l'hanno fatta trascinare un po', 4-5 metri, questo, sempre dalla parte della macchina andando verso il prato. Che lei possa ricordare? Poi mentre la metteva giù ho sentito dei lamenti, nulla proprio, dei lamenti e basta. Ho la pelle ferita era già. Viva la ragazza allora? L'aveva ferita, Idola non era proprio morta in quel momento lì. Sente, poi una volta che l'hanno messa trascinata fuori dalla macchina, cosa ha visto? Ma io ho visto usare quel coltello così. Colpirla sui davanti. Però non ho visto bene quando gli hanno fatto il coso di levare le osse del seno e delle osse. Perché io mi sono allontanato a quella paura lì, non ho visto bene se l'hanno fatto in quel momento o dopo. E chi è che ha colpito il coltello? Mario. E dopo che cosa ha visto? Dopo aver finito tutto? L'hanno colpita, dopo che lei ha detto hanno fatto così questi tagli che poi non... Io sono andato verso, poi mi ha visto lì, ero vicino, mi ha detto vai verso la strada. Arrabbiato, io, calma, sono cose, non so. Allora a quel punto che facevo? Vabbè, arrabbiato a quella maniera e ho detto allontaniamoci, noi che fai?
Vanni e sono andato non sono andato dentro la macchina, verso la macchina mia. Sì. Poi ho visto uscire di dentro la piazzola due persone, Mario e Pietro, che andavano verso il fiume. Uno lavasse le mani, quell'altro lavava il coltello. Senta, lei quindi Può precisare l'ultima battuta, Presidente? Ha detto, se non sbaglio, uno a lavarsi le mani e l'altro il coltello? Così ha detto. risposto così. Cosa ha detto prima? Uno a lavarsi le mani e uno il coltello. E chi è che si lavò le mani? Pietro è l'altro, non aveva mai il coltello, aveva l'altro il coltello. Andavano tutti e due al fiume a lavarsi. Io ero vicino alla macchina e ho visto attraversare il pezzetto di strada e andare giù per il fiume. Questa cosa, secondo te l'ha vista lei precisamente oppure suppone che abbiano lavato queste cose? No, questa è precisa, quella ho visto. Si ricorda, l'ha già detto, ma se può, tanto ci siamo, può precisarlo un pochettino meglio, il coltello che tipo di coltello era che ha visto quella sera? Il coltello è abbastanza lungo. Come ho spiegato ieri, uno fa così, può darsi sia anche più lungo. Con le mani non è che tu specifichi preciso come l'è. La punta e l'arco abbastanza. Tipo cucina? Coltello tipo Le cucine c'è tanto coltelli. C'è degli un po' più grandi e un po' degli più corti. Che è abbastanza lungo. Poi il preciso di lunghezza. So quante le ha, 20, non so, o di più. Non mi sto chiedendo. Lei oggi ha precisato, signor Lotti, che in quell'occasione, correggendosi rispetto a ieri, appunto, che il Vanni indossava il polverino celeste. Sì. Si ricorda quando è che se l'è immesso, se l'è infilato sul polverino, in quale momento di quello che ha raccontato lei? No, in che momento lì, quello che ho spiegato ora, del Vicky. Sì, capito, in quell'omicidio, ma in quale momento? Appena è arrivato, dopo poco, dopo tanto? Prima di fare il coso, innanzi di cosa si è messo innanzi di fare il coso, l'omicidio. Aveva la macchina, ha preso e si è messo lì. Non ho capito, prima di fare che cosa? Omicidio, ha detto. Sì, prima di fare il coso. Ho capito. Senta, riguardo poi alla strada che aveva fatto per tornare indietro, lei ha detto che non la conosceva, però il Pacciani sembrava che la conoscesse perché andava spedito su questo viottolo sterrato. Lei ha parlato di un ponticino e di una fonte. Ma giù ci passa l'acqua. Lì... Questo ponticino si passava a piedi o lei lo passò con la macchina? Io ci passavo la macchina. Ah, ecco. E vicino c'era la fonte? Io così passando la macchina ho visto una fonticina, non è che l'abbia vista per bene, perché andavo su con la polvere e non vedevo nulla. Quindi voi quando è che vi siete fermati? Dopo il ponte, quindi per andare il casolare era dopo il ponte o prima del ponte? Ma io ho passato questa fonticina, però non so sicuro se era prima o dopo. Dico, ma lei per andare al casolare ci andò con la macchina o a piedi? No, il casolare proprio c'era le pure, non ci si può andare con la macchina. Ci andò a piedi. Lì sì, per forza. Il ponte lo passò con la macchina. Prima di arrivare lassù c'è delle ase, una di qua e una di là. Poi c'è una strada e si va su. A un certo punto bisogna fermarsi perché non si passa più. Certo. E c'è delle bue grosse. Quel ponticino famoso che lei ha visto, riconoscendo anche l'acqua che vi scorreva sotto, lo ha passato con la macchina. Quindi deduco io. Non so sicuro se era prima o dopo, questo vabbè. Ci ho passato, però. Senta, che cosa faceste di preciso in quel casolare? Che cosa è successo? Cosa andaste a fare? Lì si andate su e c'è una specie di porta, però la si sfila e basta, là non è murata lì. È una casa così normale, mancava finestra e tutto. Poi c'è un punto dove c'è una mezza finestra e c'è una specie di vuoto in questo come finestra, un pezzo di finestra dentro nel casolare.
Sì. E c'era, io ho visto rivoltato qualcosa, però preciso a me mi pareva una pittura, poi non sto sicuro se era proprio preciso. Chi è che mise questa cosa in questo Certo, vedi, manda giù questa roba, questa cosa. Ma chi è che ce lo mise? Certo. Capito. Lo mise e basta, poi che fece? No, poi queste della roba, se c'era qualche sasso lì, o dell'arena, dell'acinaccio, e lo riempino, sì. Per nasconderlo? Sì, per cos'altro, perché qui c'era un vuoto, vedi una mano e andava giù parecchio, allora... Senta, passiamo all'ultimo omicidio 85. Lei la tenda... Scusa, però, Sì. dopo la domanda, se è possibile fare, perché io di molta sede non ci posso stare. Io sono mi scusi, ho pochissime domande e poi ho finito. Sì, va bene. Senta, rispetto agli scoperti 85, lei la tenda dei francesi, quando l'ha vista? Il giorno quando si fermò lì per un controllo, per così. L'omicidio avvenne a domenica. Sì. Rispetto alla domenica, l'ha vista un giorno prima, qualche giorno prima, quando l'ha vista? No, io la vedi La prima volta l'ha vista, detto, la prima volta quel giorno stesso, Quale? quel giorno che succede la sera dell'omicidio. La sera? Sicuro la sera? La sera, dopo mezzogiorno, sì. Dopo mezzogiorno, per dire. Insomma, dopo pranzo, come uno può dire, non lo so. Come? La sera è sempre dopo mezzogiorno, la sera, ma... Sì. Aspetti, signor Presidente, scusate. Sono Lotti, dicevo questo. Lei, dunque, l'omicidio avvenne quando era buio o quando era giorno? No, la sera è buio, l'11 la sera. Lei dagli scoperti ci passò anche prima quel giorno oppure no? Ci passai... Soltanto la sera quando avvenne l'omicidio? No, ci passai quando andavo verso Firenze da questa Gabriele. Ecco, e a che ora era? Preciso, non so, all'incirca. sulle 3 e mezzo, non so. Con chi era? Con Fernanda. E si fermò alla piazzola dove c'era la tenda? No, mi era lassù, io ero sulla strada. Lì nei pressi, sulla strada? Sì. Per quale motivo? Ci si fermò perché voleva parlare e nel parlare parlai di questo fatto qui. E avevo detto che che la sera c'era questa cosa. Lui non ci credeva sul punto lì, su questo di ora. Ma lei cosa gli disse a Pucci? Cosa gli raccontò? No, che c'era questo omicidio la sera, il giorno stesso, insomma, la sera. Che avrebbero fatto un omicidio in quel posto? E lui dal principio non ci credeva, sicché il tempo passò, può darsi che passare anche un'ora o più. Sai, mentre uno parla, un sorriso all'ora che fa. Cosa faceste dopo aver finito di parlare? Parlato fra di voi di questa cosa? Sono andato giù in Firenze da questa Gabriele. Però lei non ha detto niente su questo fatto qui. Noi si è mangiato regolare, ma è tutto normale. Ma... Senta una cosa, mentre il Vanni quando è che gli ha parlato? Se gli ha parlato di questo omicidio? Perché il giorno avanti. Il giorno prima. E che cosa gli disse? Che doveva andare in questo posto a fare il lavoretto per questa coppia. E lei che doveva fare? Che gli disse di fare qualche cosa? Gli ha detto un compito? Bisogna stare sulla strada e guardare se non si fermava macchine. Qualche macchina si era rallentata qualche macchina. Allora sai, gli hanno visto delle persone lì ferme, allora gli hanno proseguito. Insomma la sera stessa, quando siamo fermati noi. Senti, lei aveva un appuntamento? Sì, il giorno stesso, la sera. Per che ora si ricorda? Sulle 11 la sera. E quando lei arrivò, Vanni e Pacciani No, loro gli hanno il posto lassù. Poi gli hanno visto due, invece uno solo, perché credeva fosse uno solo e basta. Scusa, a questo punto c'è una cosa, scusa, allora, lei, facendo un esame, mi pare del Fernando Pucci,
è intervenuto spontaneamente per dire una cosa diversa, se lo ricorda? Come una cosa diversa? Ha detto la stessa cosa. Disse la cosa, intervenne dicendo che aveva un appuntamento per le 11, la stessa cosa sta dicendo ora. No, ho capito quella lì, però parlò del Pacciani, del Vanni, da dove venivano. Lo dice, c'era un bell'apposto, erano lì. No, ma io dico la sera stessa, quest'ora, allora, spieghi meglio. Loro erano già sul posto. No, mi sul spiego. Posto, sul posto tu cosa intendi? Sul posto della piazzola. Cioè erano già alla piazzola? Sì. Era già alla piazzola. E venivano verso di noi perché avevamo visto 2 persone invece una. Allora lui cominciò a arrabbiarsi così. Dal principio mi allontanai, dici, che fanno? Perché sono armati, se dai paura, allora mi allontanavo un po' io. Non è che mi hanno allontanato proprio dalla strada. Allora lei, quando fu sentito il Pucci, lei disse una cosa diversa, intervenne di sua iniziativa per dire questo. Mentre stavate fermi in macchina, lì appena si era arrivata all'imbocco della stradina, avete visto passare il Pacciani e il Vanni che salivano su. No, questo invece, ha detto lui. E Pucci confermò, sì, confermò. No, ma io... S'accodò alla sua osservazione. È vero questo? No. Ora dice una cosa diversa, erano già su. Io ho visto dentro la piazzola. Ma io ho detto quello che ho detto come si sempre. spiegano queste cose? Prima una cosa, poi un'altra, cose così diverse. Allora si è spiegato male lui, questo video è preciso. Si è spiegato male lei, perché è intervenuto lei a fare questa domanda, a fare questa osservazione. Mentre il Pucci parlava, lei ha detto che mentre eravate fermi nella macchina, lì, ancora sulla macchina, lì, all'imbocca della stradina, avete visto Pacciani e il Vanni che dalla strada, dalla nazionale, salivano verso la piazzola. Capito? Sì, lo so, ma io ho visto... questo ha detto lei, mica ho detto io. Presidente, possiamo rivedere il verbale? Perché io non vorrei ricordare... Sì, no, me lo ricordo benissimo questo, sta tranquillo. Come non detto, Presidente. Questo è intervenuto a lei per fare questa osservazione. Nessuno gli ha chiesto niente, ha voluto fare lei. E poi il Pucci dice sì, e non mi ha guardato perché andavano dritte, non si girarono, potevano guardare, non guardarsi, ricorda queste cose lì. Era lì lei. Ecco, cosa c'ha da dire ora? Quello ho detto nazi ed è così. Cioè che era già su alla piazzola, era già su alla piazzola. Allora come fai? Poteva venire contro di noi e poi lui si andava su? No, non è che veniva contro di voi. Voi, secondo quello che ha detto lei all'altra udienza, arrivate con la macchina, state fermi sulla macchina. Sì. Avete visto passare dalla strada Vanni e Pacciani che salgono su alla piazzola. Questo ha detto lei. Allora so, io non c'ero espresso male io quel giorno. Ora viene a dire che già su, come si spiegano queste cose così diverse? No, diverse, stavo ma c'era o non c'era lì? Come non c'ero io? Appunto. Sì, c'ero io. Quando lei arrivò con la macchina sua e parcheggiò la macchina lì vicino alla strada, la macchina del Vanni e del Pacciani c'era già parcheggiata. Era già lì la macchina. E loro appena li vide erano già vicino alla tenda. Dov'era? Lì dove? Dove era la macchina? Come la macchina? La macchina del Pacciani dove era? La Pacciani era dietro il muro dove c'è quella villetta. Dietro il muro dove c'è la villetta, dove c'è il cancello? Sì, c'è un cancello e si va verso la villetta. Prego, avanti. Sento, riguardo al suo ruolo per quella sera, così come si è capito anche per altre circostanze, per altri omicidi, le disse semplicemente tu guarda le macchine o qualcosa in più il Pacciani, cosa hai visto? Il Vanni? No, ero lì, ma mi disse allontanati verso la strada dove c'era la macchina mia, insomma. Sì. Di guardare non si fermasse nessuno. Ma questo quella sera, ma prima, quando lei lo seppe, la sera appunto prima del sopralluogo e poi anche dell'omicidio, quando Vanni le spiegò cos'è che doveva fare, le spiegò che doveva fare il lavoretto e disse che doveva andare anche lei, le spiegò qual era il suo ruolo specifico, cos'è che doveva fare precisamente in quell'occasione? Ma io dovevo stare sulla strada e non venisse nessuno. Questo mi hanno spiegato. Senta una cosa, anche in questa occasione sentì udire qualcuno sparare contro la tenda? Sì, Pietro che aveva la pistola e sparò verso la tenda.
E poi ci ha raccontato appunto che invece il ragazzo tentò di scappare e il Pacciani lo colpì col coltello. Dopo questi fatti, dopo l'omicidio, ha visto qualcos'altro che ricorda? Che cosa hanno fatto Vanni e Pacciani? Poi io mi sono allontanato giù alla macchina, poi ho visto se usava così con le mani e in che momento se ne hanno tagliato le ossa delle donne, io non ho visto bene. Sono rimasti vicino alla tenda? Erano vicino alla tenda lì. Ma si sono anche allontanati camminando oppure sono sempre rimasti lì? Verso lì vicino ai boschi c'avevano delle roba in mano, non so che era. E si hanno acchinati in punto lì al principio del bosco. Se c'avevano le ossa delle donne, questo non ho visto bene. Lei ha detto che avevano un fagotto scuro, è così? Sì, un fagotto scuro, sì. Che si hanno acchinati, non so se c'era una buca lì, l'hanno messo lì, questo certo. Non ho visto altro. Poi sono allontanato verso la macchina e poi ho visto questa macchina ferma, mentre ho fatto la macchina, accendo fari e cosare, per allontanarsi questa macchina, che io non ho fatto a tempo, macchina grossa, però mi ricordo che macchina era. Era troppo distante per pigliare il numero di taglio. La vide partire. Mentre accendo fare io vedo che si allontana a metà discesa, forse anche più. Che non ho fatto a tempo a prendere, poi sai, in quei momenti lì non guardo meno la macchina, certo. Sono momenti un po' difficili. Senti, l'ultima domanda che è un po' diversa. Lei abbiamo tutti capito che ha sofferto molto questa decisione di iniziare a collaborare, iniziare a parlare, a raccontare questi fatti. Dal principio... Come? Sì, come ha detto lei, sì, dei momenti che passavano non tanto bene perché quando l'ha fatto, non precisava più bene le cose. Quando lo ha fatto, quando ha deciso appunto di parlare, di dire tutto quello che sapeva che aveva visto, come si è sentito? Dopo? Quando ha parlato, quando l'ha fatto? Piano piano mi sono sollevato un po', non subito però ci è voluto il tempo. Grazie. Aveva chiesto Lotti di una piccola pausa. Quando un quarto d'ora va bene, Lotti? Ma come vuoi, signor Presidente, non so io. Mezz'ora, va, mai. Facciamo alle 4, Presidente. Sì, alle 4 si ripete. Bene, grazie. Senta, signor Lotti, lei ha riferito più volte che Pietro Pacciani e Mario Vanni le parlarono di una certa persona di Calenzano. Ecco, lei mi conferma che si espressero usando il nome Giovanni. Prego? Giovanni Faggi. Voce. Giovanni Faggi. Ecco, questo cognome chi glielo disse? Ma l'ho detto il nome e il cognome. Chi glielo disse questo cognome? Mario e Pietro. E allora le ricordo, signor Lotti, che lei all'incidente probatorio testualmente si è espressa in questi termini. Come si chiama, domanda il pubblico ministero, carte 88. Un certo Giovanni, mi pare Giovanni, però il cognome non lo so. Ora, cos'è successo dal maggio ad oggi per cui questo cognome che non sapeva adesso lo sa? Se me l'hanno detto loro lo saprò. Perché le volevo ancora ricordare, signor Lotti, che nel verbale del 26 aprile 1996 le fu esplicitamente rivolta questa domanda. Il cognome Faggi non mi dice nulla. A Calenzano conosco solo il dottore veterinario. Allora? Sì, quello ho detto un nazi. Non è quello che ha detto un nazi. Perché? Perché di no? Ma come no? Perché se lei dice che il cognome Faggi glielo dissero il Vanni e il Pacciani, ma nell'aprile del 96 rispondendo agli inquirenti dice che il cognome Faggi non le dice nulla,
e quando nel maggio di quest'anno dice mi pare Giovanni, però il cognome non lo so, evidentemente la stessa cosa lei non la dice. Comunque, signor Presidente, prendo atto della contraddizione e passiamo oltre. Allora, l'altra volta, quando ho sentito dal commissario per la polizia chi è stato, è che lei disse che, suonando il nome Giovanni, che era uno di Calenzano, e lei non sapeva chi era. Sì, Giovanni. Ora invece dice nome e cognome, Giovanni Faggi. Come è venuto fuori questo Faggi? Questo non sapeva lavorare. Perché allora disse una cosa e ora dice un'altra? Capito? Perché mi aveva detto il nome e il cognome? Sì. E allora perché non l'ha detto anche allora il nome e il cognome? È che non mi era venuto in mente preciso. Perché non l'ha detto anche all'incidente probatorio? Perché non l'ha detto anche allora? Sì, io non ve l'ho detto. No, non l'ha detto l'altra volta. Vabbè. Senta, a proposito del lavoro, della professione di questo Giovanni, le fu riferito qualche cosa? Capito la domanda? Sì, ho capito. Vuoi rispondere per cortesia? Mi disse ho commerciato il rappresentante, non è preciso. E allora perché sempre di fronte al pubblico ministero, questa volta il 12 giugno del 96, lei specificamente rispose Vanni e Pacciani mi dissero che il Giovanni, non Giovanni Faggi, lo conoscevano, che stava a Calanzano, non mi dissero come l'avevano conosciuto, né che età avesse, né che mestiere facesse. Questa stessa risposta lei l'ha detta anche all'incidente probatorio. Nel 96. Una precisione da parte mia. Io non so qual è l'atto perché io non ce l'ho. Sì, però la Corte non ha questi atti. Una contestazione. Allora, sì, benissimo, però voglio dire, lui c'è stata una progressione nelle dichiarazioni. Sì, non è stata dall'inizio. All'inizio lui si è posto su una negativa, poi pian piano si è aperto. Quindi non lo so, non so cosa contesta lei. Ma cosa sarebbe la progressione, Presidente, rispetto a uno? Sì, no, scusa. Io ti ringrazio. Ma va bene, ma stato zitto tutto il giorno. Molto discutibile. Al di là della progressione, signor Presidente, signora Corte, volevo far presente che si tratta di un verbale del 12 giugno 1996, e cioè a dire quando la cosiddetta collaborazione dei Sollotti era già, come dire, matura. No, non era maturata. Per cortesia, non ho interrotto nessuno, Presidente. Ma allora che mi fa parlare? No, non lo so. Non solo questo, ma volevo anche far presente che la stessa cosa che ho riferito per il cognome vale anche per il mestiere. Anche all'incidente probatorio e del maggio di quest'anno ha riferito di non sapere che mestiere facesse. Capito la domanda? Sì, ho capito. Lei ha detto che non sapeva che mestiere facesse questo Giovanni Faggi. Ma hanno detto questo rappresentante a cosa? Il preciso non me l'hanno specificato. Va bene. Senta, andiamo per un attimo a questa macchina, la macchina la sera dell'omicidio degli Scopeti, 1985. Quando lei arrivò sul posto, questa macchina la vide oppure no? Quella macchina l'ho vista quando era finito tutto. Risponda per cortesia alla domanda che le ho fatto. Quando lei arrivò, la vide o no? Ma quale macchina mi dice? Quella che abbiamo inteso, quella dentro la quale ci sarebbe stato questo Giovanni. Ma questa io l'ho vista quando gli è finito tutto. Quando lei è arrivato, la vide questa macchina oppure no? No, quando arriva lì all'11 non c'era questa macchina. Non c'era questa macchina. Se no ci si... Lei questa macchina l'ha sentita arrivare? Guardi che la domanda è questa macchina, questa macchina lei l'ha sentita arrivare oppure no? Mi fa spiegare per bene a me? No, spieghi lei. No, perché mi dice la macchina io l'ho vista quando gli era finito tutto il coso dell'omicidio. Quindi non mi dice una cosa e poi un perché una cosa a me. Io ho detto la macchina l'ho vista quando sono partito prima di andare via. Benissimo, e quindi non l'ha sentita arrivare? No, l'ho vista ferma in fondo alla discesa.
l'ha vista in fondo alla discesa, l'ha vista che stava andando via. Mentre parto io a 100 fari, questa macchina si allontana. Sì, però non ho visto bene le Ma lei macchine l'ha mai all'est. vista ferma questa macchina oppure no? Ho vista ferma lì, in fondo alla discesa, per andare alla baracchina. A che distanza era? Ma e come fa a giudicare la distanza? Non so. Come fa a giudicare la distanza, però riesce a ricordare che era ferma? Se l'ho vista ferma e poi se l'ho allontanata mentre ho acceso pari. La distanza, no? Vuol dire, evidentemente era relativamente vicina. È vicina, se sta qui, non credo. Non era vicina a lei, quindi? No. Ecco, lei ha visto gli stop accesi, che cosa ha visto? Era spento tutto. Era tutto spento. Mentre io parto la macchina, mentre accendo la macchina, accendo fari, questa macchina si allontana prima di partire. Prima che partisse, accendendo i fari. Io ho cominciato a accendere i fari e accendo per mettere a moto, per andare via. E ho visto questa macchina quasi in fondo alla discesa. Non so il preciso quanti di distanza. Ecco, ma più o meno cosa sono? 10 metri, 50, 100? E come fa a giudicare? Se sono 50 o più, come fa? Che non è difficilissimo giudicare, signor Lotti. Scusi, si chiede una distanza, orientativamente. Ma come fa a giudicare una distanza? Scusi, avvocato, allora Lotti, non faccia le domande anche lei. No, è un po' allora, scusa, faccio capire io un po' più piano. Sì. Ti ascoltare. Lei arriva e ha detto nel sopralluogo dove ha messo la macchina, all'imbocco di quella stradina. Sì. Bene? Quando è ritornata alla piazzola, questa macchina di cui parla lei che è andata via, dov'era? Ma io, quando, prima di partire e andare via, dopo aver fatto tutto il coso lassù, no? Sì, ho capito. Lei viene giù e ritorna alla sua macchina. Questa macchina di cui parla lei, dov'era rispetto alla sua? Ma era più in discesa giù. Cioè non era in corrispondenza anche lei della piazzola? Sì, ma io ero lì fermo in quella piazzolina lungo la strada. Sì, era ancora più giù? Era più giù. E mentre parto per andare via si allontana. Sicché non vedo nemmeno il numero di targa preciso. Perché in quel momento... E secondo il Vanno, Pacciano, non so chi è che gliel'ha detto, quella macchina avrebbe dovuto controllare l'ingresso alla strada che porta alla piazzola. No, su mia se controllava la piazzola. Questo no, scusi, signor Presidente, questo veramente non è stato... No, questo è stato detto nel corso, come no? No, questo è stato scritto nel decreto del CIP. È stato scritto. Cosa gli disse di questa macchina? Ma quello me l'hanno detto me il giorno stesso. Il giorno dopo disse questa macchina di questo Giovanni Faggi. Allora, se era quella macchina di Giovanni, lei era tanto più giù rispetto allo stradello che porta alla piazzola. Molto più giù. Molto più giù, non so, 50 metri di più, non so preciso quanto è i tempi. La più distanza. Più di quest'aula? Un po' di più di quest'aula. Più di quest'aula. O più o meno, come fa a giudicare? Va bene. Più di quest'aula, più o meno. Va bene. Senta, sempre mi riferisco ancora all'incidente probatorio, signor Lotti. Lei, rispondendo alle domande del pubblico ministero, riferì di una certa conversazione che avrebbe avuto con Vanni e o Pacciani a proposito del motivo per il quale questi due sarebbero stati a casa di questo Giovanni di Calenzano. Sì. Lei concluse l'argomento con i complimenti del pubblico ministero. È molto corretto da parte sua, le disse il dottor Canessa, perché lei alla fine di questo esame, di questa parte, le disse che non era sicuro del contenuto di questa conversazione e non era sicuro quindi di quale fosse stato mai il motivo per il quale i due si erano recati a casa di questo Giovanni di Calenzano. Sì. Lei conferma di non essere sicuro sull'oggetto di questa conversazione? Ma non so sicuro su questo. Bene, grazie. Senta, lei conosce una persona il cui soprannome è Alberobello? E chi sarebbe questo Alberobello? Le sto domandando se lei conosce una persona il cui soprannome è Alberobello. Ma io lo sento di ora. Lo sente dire ora. Mi riferisco, signori della Corte, alla ormai famigerata telefonata del marzo 1996, 24 marzo. O che ti devo dire, dice Giancarlo,
Risponde la Filippa, io ho visto Giovanni, ti ricordi Giovanni? Sì, lo chiamavano Alberobello. Ma chi chiamava questa persona? La signora Filippa dice che questo Giovanni, del quale lei sembra di capire si ricorderebbe, questo Giovanni del quale lei si ricorderebbe, veniva chiamato Alberobello. Alberobello cos'è? È un cognome, è un soprannome, è la località dalla quale... Ma questo Giovanni ti andava a trovare la Filippa? Sì. Questo ragazzo? Non lo so chi è, io non c'ero. Questo ci andava da lei, che lo conosceva, poi l'ho accompagnata io quando la stavano a Fartignano. Questa persona? Ma Giovanni Vermigli, non so io. Che l'abbia chiamato Alberobello, non so perché. Giovanni Vermigli che l'abbia chiamato lei Alberobello? Non saprei, non so. Risulta trascritta, per cui io prendo atto di quello che c'è scritto qui. Non so. Si chiamava Giovanni? Questo conosceva questa Filippa, che la conosceva prima di me, che si chiamava Giovanni Vermigli. Però che sia avuto questo soprannome. Senta, lei si ricorda com'è che ebbe a conoscere la signora Filippa? Sì, entrambi questo Giovanni. Vuol dire qualche cosa di più di questo Giovanni? Giovanni frequentava la casa di Faltignano. Me l'ha fatta conoscere lui. E allora qui un giorno era di Piazzone, che io ero preso a qualche giorno di ferie, e mi disse: guarda, questa donna così e così, me la porta a casa. E lui aveva il motorino. Questa donna così, la Filippa. Questa donna così. Filippa, lei. E l'accompagna a casa. Va bene, e dove la sta? E mi disse: sta a Fartignano, numero 7. E l'accompagna a casa, e di lì ci siamo conosciuti piano piano su. Quindi dico, poi la stava sempre. Questo Giovanni che lei sappia, al di là della telefonata che le ho ricordato, frequentava la casa di via Faltignano? Lui ci è andato prima di me, conosceva la casa. Che a lei risulta questo signore aveva anche rapporti sessuali con la signora Filippa? L'ha fatti di certo, non ero mai a lì. Risulta o non le risulta? L'avrà fatti di certo? Come può saperlo? Io non mi a vedere. Dica che non lo sa. Le risulta o non le risulta? E se sì, in che modo le risulta? Ci andavo, non so se ci faceva l'amore o no. Le ha non mai so. raccontato che era stato con la signora Filippa? C'era stato, mi disse anche lei, ci andava da lui, però se l'ha fatto o no, questo... Lei sa che cosa ci andava a fare a casa della signora Filippa? Quando va una donna che ci va a fare? Ci va a fare l'amore, basta. So io. Va bene, non capisco. Senta, c'è un altro Giovanni, signor Lotti. Quanti Giovanni c'è? Ce ne sono tanti. No. Qui ce n'è un altro che verrebbe dalla zona di Arezzo, se lo ricorda lei? Un certo Carlo d'Arezzo, ha conosciuto Carlo d'Arezzo. Carlo è una cosa e Giovanni è un'altra. No, io ho conosciuto questa persona qui perché la andava a trovare lì, lei. A trovare la Filippa in Fartignano. Dove lo andava a trovare? E si conosceva tramite Salvatore, poi questo... Io mi riferisco, signor Lotti, al periodo nel quale la signora Filippa si era trasferita nella zona di Arezzo. Sì. Ecco, si ricorda di un Giovanni frequentatore della signora Filippa quando costei abitava nella zona di Arezzo? Un certo Giovanni, ho sentito dire, saranno quelli vicino del paese. Guarda, glielo ricordo io così si fa prima, che si riferisce al... Come fa a conoscerti tutti? L'11 febbraio 1996. Allora, quando lei... No, sono calmo. Io tutti quelli che frequentava... Non mi ha un reato dire che... No, lo so. Scusi, sono già 2 o 3 volte che il Lotti inizia a rispondere e viene bloccato. Facciamo rispondere, facciamo parlare. Siccome ha dichiarato cose diverse, è inutile perdere tempo. Ma vediamo cosa dice. No, quello invece no. No, non dica così perché... Allora rispondo. Che? La domanda io le faccio, se le risulta che un certo Giovanni frequentasse la signora Filippa... Un certo Giovanni, mi ricordo preciso, che era dalle parti di lì, d'Arezzo, che andava a trovare questa donna. Sì, un certo Giovanni. Il cognome ora... Perché ci andava... No, io sono calmo. Ci andava a trovare diverse persone, tutte non lo posso conoscere. C'era anche un amico della Filippa di nome Giovanni che era un pensionato di Arezzo.
così? No, un credo, pensionato no. Questo di uno mandava il trattore della fattoria, poi quello mi ha riferito lei, da Filippo, poi non so, l'ha conosciuti tanti, ci andava da lei, come fa a conoscere tutti? Questo mi rendo conto perfettamente, a questo punto bisogna che la faccia. Ci andavo a trovarla io quando ero allora, a San verbale 11 febbraio 96, lei dichiarò quello che ho appena letto. C'era anche un amico della Filippa di nome Giovanni che era un pensionato di Arezzo. Ma c'era un pensionato che andava a lei, però non mi ricordo il nome. Quindi questo, scusi... Anziano che era in pensione ed era alle ferrovie, però mi ricordo il nome. Aspetti. Ezio, no. Non mi viene in mente. C'era un anziano che tante volte la si sentiva mai, andava a trovare. Che fosse il pensionato o che fosse quello con No, questo Giovanni non era pensionato. Giovanni, è così. Quell'anziano, non mi ricordo il nome, che frequentava lei, ci andava spesso, non la si sentiva mai, ci andava lì da lei. Ho capito. Ma però, questo Giovanni di Arezzo, questo Giovanni era lo so. pensionato o era No, un non è trattorista? pensionato. Non è pensionato. Non è un pensionato. Giovanni no. Benissimo. Senta, veniamo un attimino a quel trasporto di carne che lei fece tanti anni fa, Sì, da San Casciano. ho capito che quello vuol dire. Ecco, vuol riferire alla Corte per cortesia che cosa le disse in proposito il Vanni della persona dalla quale lei sarebbe dovuta andare? Del dottor Bicchielli. Che cosa le disse? Chi era questo Bicchieri? Era amico suo? E lui lo conosceva prima di me. Mi andava a prendermi questa. Io ero libero quei giorni lì. Andava a prendere questa roba non so se era salsiccio o bracciolo, non mi ricordo preciso. Quanta roba era, se lo ricorda? Non lo so, 2 o 3 kg di roba, preciso. Lei presi la sita perché non ero nemmeno pratico. Sì, va bene. Lei si Non ricorda, ero nemmeno pratico della zona. lei si ricorda se questa carne lei la pagò o era già pagata? A me l'ha detto così e basta, poi. Quindi non le chiese dei soldi? A me no. Senta, lei chiese al Vanni come mai questo dottore veterinario, abbiamo capito che forse era così gentile nei suoi confronti, come mai gli regalasse o gli desse questa carne? Questo non mi fa saperlo io. Ecco, le risulta che fossero amici, che uscissero insieme? Sì, io uscivo insieme, io l'ho conosciuto anch'io, però È io... uscito anche lei insieme a questo signore? Sì, se andavo a trovarlo, però io ero Come più... facevate quando uscivate insieme, lei, Vanni e questo dottore? Ma lui deve avere lavoro, non era sempre disponibile. Capito, è evidente, io dico quando era disponibile, quando uscivate... Qualche volta si andava bene a casa sua, andava bene. perché lui è stato a San Casciano, poi è tornato là, poi è ritornato qua, sicché si è spostato un po' diverse volte. Senta, ed era molto amico di questo Vanni, Sì. il Bicchielli? Sì. Ho capito. Senta, il Bicchielli amava bere, le ricordi? Io quando andavo là c'era sempre a bere, a dire la verità. Come? Beveva parecchio, Beveva parecchio, ho capito. ma roba forte anche. Io non ho altre domande, grazie. Avvocato Zanopini per Avvocato Corsi. Senta Lotti, lei il Vanni lo frequentava con quale assiduità? Come assiduità? Quanto tempo stava insieme dopo gli omicidi al Vanni? Si stava insieme così, ma non è che si frequentasse spesso. Non vi frequentavate spesso? Ma io non ne stavo mica lì vicino. Ecco. Molte volte andavo via fuori da me. E quindi, diciamo, per esempio, nell'arco di una settimana, quante volte lei poteva vedere Vanni? Ma se era di paese quasi, si poteva incontrare un par di volte alla settimana. Un par di volte alla settimana. Lei, Vanni, ha continuato a frequentarlo rispetto al momento in cui è stato prelevato dalla Cassa Famiglia, cioè rispetto al 96, ha continuato a frequentarlo sempre il Vanni? Sì.
fino a pochi giorni prima, per dire. No, sempre no, perché io non ci andavo spesso a San Casciano. Poi di un paese a me non mandava giù. Se un paese parlava troppo non mi stava bene a me. Andavo per conto mio anche a fare una girata così senza... Andavo da mia cugina a Cerbaia, sono un parente laggiù, a Montespettro. Quindi a San Casciano non ci andava tutti i giorni? No, sempre no. Poi che andava ai bar, stare lì fermo, a me non mi ci andava. Ricorda di quando il Vanni era preoccupato perché la polizia lo pressava, gli andava a casa? L'hanno preso diverse volte, era un po' impaurito su questo. Che periodo era? E come può ricordarmi il periodo? E lei mi dice non se lo ricorda. Non se lo ricorda? No, dico, era l'80, l'85, il 90 e il 95, nemmeno questo. Come può ricordarmi il preciso se era 2 anni fa o 3? Come può ricordarmelo? Quindi non si ricorda nemmeno se era 5 anni fa, se era 10 anni fa, non si ricorda nulla. No, lo domando, scusa, abbi pazienza. Ha risposto, ha detto dove. Sì, e io glielo ridomando. Però ha risposto. Sì. No, siccome mi sembra una cosa, cerco di stimolargli come avete fatto voi la memoria, perché mi sembra una cosa. Va bene, ma insomma non c'è bisogno di incavolarsi, dai. Sì, come diceva. Se lei si ricorda di quando la polizia andava a cercare il Vanni. Come può ricordarmi se era l'80, l'84, l'85, come può dire? Benissimo. Diverse volte, parecchie volte. Però i giorni e l'anno non mi ricordo preciso. Ho capito. Non è che lo faccio di dire che non voglio rispondere a queste cose, però non mi ricordo preciso. Non posso dire un giorno e poi non è. Parecchie volte l'hanno cosa. Lei si ricorda quando il Vanni ricevette una lettera? Sì. Si ricorda l'anno? Il periodo? Anche siamo sempre lì. E poi ricordami precisi il giorno quando l'arrivò. No, l'anno le ho chiesto. È l'anno. Lei mi dice non si ricorda nemmeno l'anno. C'ha qualche momento, punto di riferimento? Con qualche fatto, con qualche situazione? Non è situazione. Se uno mi ricorda preciso il giorno e l'anno, come fa a dire una cosa e poi non posso approfondire la cosa. Senta, lei era sempre insieme al Vanni, cioè insomma lo frequentava ancora quando il Vanni andò da un avvocato di Firenze. Lo sa lei se andò da un avvocato di Firenze? Quando andò glielo disse? E quale avvocato di Firenze? Glielo domando. Io lo sento di ora. Ecco. L'avvocato per via la lettera e basta, quello lì non so altro. Senta, di questa lettera il Vanni gli disse chi gliel'aveva spedita? Il Pietro Pacciani, dai carcere. Come mi disse lui, poi quello mi ha detto lui, io di più come fa? Se me l'ha detto lui questi discorsi precisi. Gliel'ha mai fatta vedere questa lettera? No, vedere proprio che c'era scritto dentro no. E che cosa? Dicevo poteva portarla a qualcuno che si intendesse di questa lettera. Una persona si intendesse bene a che rivolgersi.
E quando è che gli disse questo? Una mattina, quando lo trovai lì per andare verso la piazza. Di che anno? Di che anno? Sei sempre lì. Sarà stato il momento quando ti ha retto il Pacciani, un mese dell'anno preciso. So. Era di mattina. E ricorda da quanto tempo gli era arrivata questa lettera? A me non me lo disse, stava arrivata qualche giorno prima o dopo, qualche giorno avanti. Io sono andato a dire quando ti è arrivata questa lettera, così e così. Gli disse che la voleva, prima di farla vedere a qualcuno che se ne intendeva, gli disse... È uno spiegatore. Prego? Uno spiegatore. No, ma non è questa la domanda. Prima di dirgli che voleva portarla a qualcuno che se ne intendeva, gli disse se questa lettera era indirizzata a lui o a qualcun altro. Lui mi disse che l'era indirizzata a lui. A lui? A Mario Pacciani, sì, a Mario Vanni. A Mario Vanni. Sempre tramite questo Pietro Pacciani da dentro. Si possa mandare lettere, questo non lo so io. E gli disse che la voleva portare o l'aveva già portata? Quando lo trovai io dove la lettera e mi disse dimmi a chi devo portare questa lettera. Ma io dissi io, porta uno si intende di questi affari qui. Io. E gli disse se la voleva portare a vedere o se gliel'aveva già portata alla moglie del Pacciani? Io ho detto innanzi doveva andare a portarla a una persona se si intendeva, se no si ha il non lo so. No, allora le rifaccio la domanda, guardi. No, lei fa una domanda e poi ne fa un'altra, non ci non lo so. Ne farò più di una, voglia lei. Gli disse il Vanni se questa lettera doveva portarla all'Angiolina o gliel'aveva già portata? Questo gli è stato dopo, l'hanno portata. Prima doveva farla vedere. Bene, cosa risponde? Prima doveva farla vedere a una persona perché si intendeva di questa lettera. Quindi gli disse che prima la voleva far vedere ad una persona e si intendeva. Lui mi ha detto così, poi dopo l'avrebbe portata all'Angiolina? Gli disse questo? Lui mi ha spiegato così, poi non so. Questa è la prima volta. No. Come la prima volta? Sì. No, perché non ha sempre detto invece che lui non sapeva se l'aveva già portata all'Angiolina, eccetera. Stia calmo, pubblico mistero. Io faccio l'esame, lei non l'ho interrotto, non mi interrompa anche me, poi lei fa tutte le considerazioni che crede. Senta, Lotti, lei ha detto che conosceva l'avvocato Corsi, no? Sì, lo conoscevo, sì. È stato anche cliente, no? Una volta ho avuto bisogno di un incidente in una macchina mia. Poi ha detto anche che è stato anche a cena una volta? No, qualche volta, un paio di volte di certo. Che c'era anche il Vanni? Sì. E che cene erano queste? Come? A che cena è andato lei? C'eravate soltanto lei? No, c'era diverse persone. L'avvocato Corsi o c'era anche altra gente? C'era Oliviero Dori. Poi? Altre persone, tutte non le conosco mia. Ma erano tante o erano poche? Può essere una ventina o più. Ecco. Si ricorda? Però tutti non conosco. Erano scene di paese? O scene del partito, ma quelle del partito io non ci sono mai andato. Erano scene di paese dove c'era tanta gente di paese, le domando. Come di paese? Dove c'erano tanti paesani. Erano si scene faceva una cena. Ha detto una ventina di persone, ha detto anche un nome. C'erano tanti paesani di San Casciano a queste cene. Quelli che conoscevano bene il lavorato, tutti di conosco mia, io conosco mia. Quelli che conoscevo, Oliviero, poi c'era un altro, chi c'era anche? Ricorda se c'era anche la banda, se c'erano dei musicanti. I musicanti tutti li conosco. No, le ho domandato. C'è un certo Fusi, un ragazzo che suonava. Quindi c'erano i musicanti.
Sì, ma tutti dicono come fa? No, Conoscete no, non tutti? le domando se li E conosci questo tutti. suonava perché No. i dori Vabbè, gli riusciva a suonare su queste cose qui. Comunque mi ha risposto, le ho chiesto, ricorda se a queste scene c'era anche gente che suonava, è vero? E portavano delle cose da casa. E suonavano. E suonavano in questo posto, verso parte del Valicondo. E il Vanni cosa faceva, se lo ricorda? No, cantava, io non mi ho cantato, sicché a me mi piace, non c'ho nemmeno la voce per cantare. Sì, bene. Sono queste le scene a cui ha partecipato lei, a cui ha partecipato il Vanni insieme all'avvocato Corsi? Tutte no, non fatte. No, dico, ma il tipo di scena a cui lei ha partecipato insieme al Vanni e all'avvocato Corsi sono queste? Sì. Ecco. Ma ce ne state oltre, ma ce n'è andato loro, Mario e altre persone. Sì, ma sempre con l'avvocato. Sempre queste scene, no? E qua che diverse volte l'hanno fatte per il partito. Però io non ci sono mai andato. Altre scene sono andato. Questo sì lo dico. Senta, e il Vanni che cosa gli ha detto di questa lettera in relazione all'avvocato Corsi? Quale lettera? Sempre la solita lettera? Sì, sempre la solita lettera, sì. Che doveva far vedere? Sempre la lettera veniva di... E poi dopo? Dopo che doveva farla vedere? E basta? Poi non gliene ha più parlato? Poi si è ritornato di lassù, ho detto l'avvocato di star calmo, non si preoccupare, che deve preoccupare. Allora gli avrebbe detto poi che gliel'avrebbe fatta vedere? Se c'è andato gliel'ha fatta vedere di certo. Ma io non c'ero ma lei lo sa se c'è andato? E come può saperlo io? Allora appunto. Lui me l'ha detto, lui c'era andato. Come può saperlo io? Se una persona mi dice che fa, come può saperlo io? Senta, si ricorda quando ha visto il Vanni parlare nella piazza di San Casciano con l'avvocato? Con l'avvocato? Sì, l'anno. In un momento, un giorno, non so se di mattina o sera, appunto c'era anche io lì, preciso, insieme c'era anche era accanto lì a loro, sì, che ne parlavano di questa lettera, di sta calmo, di non ti preoccupare. Sì. E quindi l'avvocato Corsi parlò così? Però non aveva mia allora la lettera a mano. Parlava così letta, sì, e io ero vicino a loro, ormai ero lì. E quindi l'avvocato Corsi parlava a lei e al Vanni di questa lettera? E più parlava con lui della lettera. Bene. Senta, mi vuol spiegare allora perché il 20 di febbraio del 97, nell'incidente probatorio, a proposito di questo episodio di lei, Vanni e l'avvocato Corsi nella piazza, invece ebbe a dire, su mia domanda: l'ha visto parlare l'avvocato Corsi con il Vanni? Sì, fuori. Io l'ho visto parlare fuori, così. Fuori dove? Verso la piazza. Una volta erano loro due, io non c'ero vicino lì. A San Casciano? No, mi sono nemmeno avvicinato. Verso la piazza. E lei dov'era? Verso il bar lì. Il bar centrale, dove c'è l'orologio, c'è un orologio. Allora non era vicino. Ho detto la prima volta parlavano fra sé, io non ho sentito, ero vicino ai bar. Che può sentire che dire? Ma perché c'è stata una seconda volta? La seconda volta l'ho detto di quando si avvicinano insieme, l'avvocato, io e Mario Vanni. Guardi che lei della seconda volta ne parla ora per la prima volta. Perché lei invece su questo preciso episodio, glielo leggo. E dov'ero? E lei dov'era? E dov'ero? Che potevo essere sempre lì accanto a loro. Non c'era accanto al Vanni, no, non c'ero. E per che cosa parlavano di star tranquillo? Non lo so di che parlavano, non posso mica andare a interrogarli. Io le domando, della lettera o non lo sa? Lui mi diceva della lettera, poi non lo so mica di cosa dovevano parlare tra sé. Sì.
E io le domando, ma lei, loro due che parlavano della lettera, li ha mai sentiti? E lei risponde, no. Io ho detto, la prima volta di andare da assessori. Ascolti, ora lo dice ora per la prima volta, perché finora qui c'era stata una volta sola, ha capito? Allora dica qual era la seconda volta, dica qual era la prima e dica qual era la seconda, sentiamo. Sarà stata un'altra volta se era insieme che parlavano, ok? Come sarà? Dica per bene, dica Lotti, dica per bene questa storia, via. Io quando si era insieme si parlava fra me e diceva l'avvocato di stare tranquillo. Ascolti. Sempre di questa lettera. Ecco, allora invece io continuo e le dico e le ricordo quello che lei ha detto a febbraio di quest'anno nell'incidente probatorio. No, fuori non abbiamo mai parlato di cose così, però fuori abbiamo parlato di cose così normali. Io devo aspettare innanzi. Le ridomando, il Vanni gli diceva che parlava con l'avvocato Corsi della lettera? E lei mi risponde, gli ha fatto discorsi un po' diversi. E io gli ridomando, ha mai sentito l'avvocato Corsi e Vanni parlare della lettera? E lei mi risponde, no, proprio definitivamente no. A quello quando si era insieme parlando così, non della lettera. Io gli avevo domandato, e gli ridomando. Questo è quello che ha detto allora. Facciamo sapere cosa dice ora. Infatti. Allora, avanti. Lotti, su. Quando si era insieme, l'avvocato, io e Vanni, però non ha parlato proprio veramente della lettera. Parlava di non preoccuparsi. Perché? Ma già era il fatto sempre della lettera. O mi spiego male io? Ma questo, se non ne hanno parlato, come fa a saperlo lei? Se c'è gente nella piazza non si può mica parlare liberamente. No, io gli ho fatto una domanda. Lei ha detto che lei non le ha sentiti parlare della lettera e l'ha pensato lei. Sì. Come mai l'ha pensato? Come ho pensato? Non lo so, lo dica lei. Lui non mi ha detto della lettera, ha detto di stare calmo, di non preoccuparsi. Allora per me essendo che c'è compreso la lettera. Allora è una supposizione sua, non è ma che come l'ha una sentita. Supposizione mia? Ha detto per me, cosa vuol dire per me? Ha detto della lettera non ne hanno parlato, per me parlavano della lettera. Ma sarà stato della lettera di preoccuparsi. Ma lo pensa lei, l'ha pensato lei. Facciamo un'altra domanda su questo punto, forse è meglio. Senta, posso inserire io, avvocato? Prego? Posso inserire un attimo? Presidente. Dico io, senta a me, lei ha parlato di questa lettera, non si riparla, ma il Vanni era preoccupato per che cosa? Per la lettera, aveva anche altre preoccupazioni? Per me, quali altri problemi aveva il Vanni in quel periodo? Per me deve avere la lettera, poi non so se c'è altre cose, non so, miei. Posso, Presidente? Posso, Presidente? Senta. In quel periodo si ricorda se la polizia stava già dietro al Vanni? No, gli ultimi cose no. Prima. Come? Anni prima. Che stava dietro, veniva... Anni prima rispetto a quale anno? Mi aveva detto c'era stata nel piazzone dove andare con loro parecchie volte. Anni prima rispetto a quale anno? Come fa a ricordare il preciso anni? Se non si ricorda qual è l'anno della lettera e mi dice anni prima, scusi, mi faccia capire meglio. Ma come fa a capire se non mi ricordo delle cose? Vabbè, precise? Bene, va bene così. Quindi lei mi conferma che nell'incidente, cioè il 20 febbraio, mi segue Lotti? Sì. Lei, a proposito appunto di queste domande sull'incontro nella piazza Vanni, avvocato Corsi, diceva ancora, fuori parlavano normale, non ti preoccupare, non ti succede nulla. E lei dice che ha sentito questi discorsi qui. E poi
Ma questo è stato quando c'ero io insieme lì. Ecco. Quindi quando era insieme lì di che cosa parlava? Insieme con l'avvocato e Mario. Sì, di cosa parlavano? Di questa lettera. Lui mi ha detto di questa lettera lì. lì. Ha detto prima e non ne parlavano di questa lettera. Ma per me dobbiamo stare sempre sulla lettera. Ma è un pensiero suo o l'ha sentiti? No, abbia pazienza, Publio. Ma perché è un pensiero mio? Ha detto per me, prima ha detto che non ha sentito parlare della lettera. Per me dire della lettera, se no perché lei? Non saprei che. Quindi lo pensa lei, l'ha pensato lei. Sì. È giusto? Oh, bene. Ma io ho pensato, per me per la lettera. Poi lei era per la lettera, poi se era qualche altra cosa non lo sa, questo vuol dire. Come fai a dire? Bene. Lui mi hanno spiegato così. Sì. Mentre si era lì a parlare, parlava così. Vede, che ora dice il giusto, in una piazza, scusi un momento, in una piazza non si può parlare liberamente, perché se di Ridumea o di sabato c'è la gente, tu puoi parlare liberamente come in tanti posti. Ma scusi, non l'ho mai interrotta, lo lasci fare. Io non l'ho mai interrotta, lei non mi deve intervenire. Ecco, allora si oppone, si fa la formalizzazione. Io non voglio essere interrotto mentre faccio l'esame del Lotti. Ecco, io sto calmissimo. Allora, e che è questa reazione così felina? No, non voglio interferire, voglio che il pubblico ministero interferisca mentre il Vanni risponde, quindi il Lotti risponde. Sono 10 volte ti risponde lo stesso modo e te continui. Benissimo. No, invece continuo perché continuo? Perché ora gli faccio la domanda. Continuo perché ora gli faccio la domanda. Vabbè. Scusi Lotti, abbia pazienza, ascolti me. Avvocato Zanobi, ma non sa fare le domande, lei come si chiama? Queste reazioni io non le capisco. No, non le capisco. Scusi. Quante volte il ministero sta interrotto da tutti gli avvocati qui presenti? Io non l'ho mai interrotto. Insomma, poi si deve capire anche, no? Via, su. No, capisce perché a me interessa che Lotti risponda solo senza che... Lui ha letto ripetuto che per lui era quell'argomento della lettera, poi se è vero o non è vero, questo l'ha detto lui. No, se c'è altre cose sono da sé, io non so, non capisco. No, allora mi spiega Lotti perché ieri sera lei ha detto che ha sentito che l'avvocato Corsi e Lotti parlavano l'avvocato Corsi e Vanni parlavano della lettera e perché era lì vicino. Non belle spiegare. Perché? Non belle spiegare. No, me lo spiego. Mi sta piacere. No. Vabbè. Me l'ha detto non so. Diamine, quale deve essere? A questo punto Dio per me. La risposta è sempre la stessa. Avvocato, lui ha rispiegato, andiamo, se no a questo punto stiamo lì a fare la ritornella al disco di gira. Scusi, Presidente, gli volevo contestare che appunto... No, a me non mi contesta perché non dico più niente. Scusi, me lo dice 10 volte sul punto della lettera, il discorso dell'avvocato, non lo so io. Prima o poi andrà a finire così se continuare a questo passo. No, appunto, io spero di no, perché a molte cose devo andare anche io a questo signore. Allora, senta Lotti, sempre su questo argomento, mi dispiace, ma io sono qui per questo e basta. Lei sempre il 20 di febbraio, su mia precisa domanda, se aveva, mi segue? Sì. Aveva sentito l'avvocato Corsi che tranquillizzava il Vanni, ma non in relazione alla lettera, mi risponde no. Voleva dire no. Delle minacce faceva il Piero Pacciani? Questo lo dice ora. È sempre sul fatto della lettera. Lui sempre ha detto, ripetuto, che per lui era il contenuto della lettera. Questa è per lui l'interpretazione sua. Allora io voglio sapere, Presidente, scusi, voglio sapere definitivamente, perché non tanto io, voglio avere la certezza che lo sa anche la Corte. Era una sua opinione, non l'ha detto era un suo pensiero. O non già detto? Basta. Via. Se no siamo alla fine.
No, perché ieri ha detto altre cose, capito? Non Ieri so che ha detto altre cose, comunque oggi dice questo. Io sono qui solo per questo, a me basta che praticamente Suate- oggi abbia detto che quello che ha detto ieri non era esatto, perché oggi ha detto che No, era soltanto la sua opinione. Aspetta un momento. Oh, via. Ieri non ero preciso, insomma, oggi un po' preciso se sono arrivato. Però ieri non ero preciso sulle cose che dicevo. L'ho precisate oggi, non so, Quindi non ora saprei. questi sono quelli che ha non so. precisato. Benissimo. Perché essere qui non è tanto facile parlare liberamente, non è facile. Deve star per me. calmo, Lotti, non No, si lo dia, so, lo so. per carità, siamo qui. No. Perché tenere a disposizione, vedete anche l'acqua, lo sospendiamo quando vuole lei, calmi, tranquilli. No, no. Io dico sì, io vedo un ambiente così lo trovo poche volte. No, non mi ha detto. Va bene. Altre domande? Come dice l'avvocato Filastò? Come dice lei? Prego, avvocato. Senta, Presidente, se è possibile, perché sai, io di molta idea non è che lo faccio. Un'altra sospensione? No, se è possibile, se no. Sì, come no. Aspettiamo, allora Zanopini, quanto tempo c'è ancora? Non lo so, comunque gli si concede la sospensione. Io guardo se ho ancora 2 o 3 domande. Bene, allora poi un quarto d'ora però stavolta. Come dice lei. Stia agli impiedi, se ha difficoltà sta a sedere. Senta, ma scusa, ma posso fare una domanda ora prima di mandarlo via? Può stare all'impiedi lei? Se parla in piedi non so se ce la può. Siccome ha difficoltà sta seduta, allora si mette all'impiedi, il microfono glielo alzo e lei. Ora sospendiamo e dopo può parlare anche all'impiedi, se poi siamo al tavolo. No, se fa piedi non è detto. Sono un piedi un po'. Forse a sedere sta un po' meglio, però era il momento. Ma no? Prima, quando abbiamo interrotto l'udienza, se lei ha difficoltà, si può stare anche un po' all'impiedi. Ma all'impiedi, ebbene stiamo sì. Se non so quanto tempo ci. Non so. Prima si dice questa storia meglio è, per lei e per tutti. Bene? Avvocato Zanopini, prego. Senta Lotti, si ricorda di quando la polizia al Vanni gli ha accosato tutta la casa, così ha detto lei, che cioè gli ha guardato tutto dentro casa, se lo ricorda che periodo era? Stavamo i primi tempi. Primi tempi andavano a trovare Mario, quelli insomma della polizia. Sì. Come sarebbe? Non so come spiegarlo. No, io per guardare la roba in casa? Sì, lei ha detto così. Gli hanno posato tutta la casa, insomma, gli hanno guardato tutto dentro casa. Una specie di perquisizione, io non so. Sì, bravo, qualcosa del genere. Non so se mi sono spiegato bene. Sì, perfetto. Se lo ricorda qual era il periodo? Non le chiedo il giorno, le chiedo l'anno, le chiedo il periodo. No, il periodo. Posso valutarlo? Lei ha avuto la perquisizione? Sì, ma è stato ultimamente. No, lei se la ricorda la perquisizione sì, sua? Sì, mi ricordo. Quando l'ha avuta questa perquisizione? Verso il 95. 95. Ecco, quella che dice l'avvocato Non so, è venuta prima o dopo la sua? No, prima. Prima. Prima la sua. Prima quella del Vanni e poi quella sua. Ecco, già sappiamo la cosa. Via. Perfetto, grazie Presidente. E all'incirca quanto tempo prima se lo ricorda? Il periodo come fare a giudicarlo? E quello è il problema. Per esempio, se lo posso aiutare, il Pacciani era dentro o era fuori? Che periodo come fa a ricordarmi per bene? Per quello è peggio. No, perché a volte si ricorda la mattina. Si ricorda la mattina, ma non si ricorda l'anno, non si ricorda il periodo.
Ci penso un pochino, è importante. Sì, lo so, ma come può aiutarlo per bene? Di mattina non so che giorno era. No. Se dia 3 settimane. Le chiedo l'anno. L'anno è una cosa. Prima un paio d'anni o 3 prima di me, non lo so il preciso anche. Perfetto. Non posso giudicare preciso quando era prima di me, dice. Sì. Senta, e in quel periodo si ricorda lo stato d'animo, lo capisce, vero? Lo stato d'animo del Vanni. Cosa gli diceva a lei? Lì come lo vedeva lei il Vanni? Un po' impaurito perché gli avevano costato tutta la roba in casa, tutta buttata all'aria. Non era tanto. Un po', uno sarebbe un po' di per lì di una cosa non tanto bella. Giusto. E si ricorda se lui si lamentava di questo fatto? Si lamentava, sono alla porta e guardò c'era la polizia, quelli insomma facevano perquisizione della casa. Si lamentava soltanto con lei, lo diceva soltanto a lei oppure si lamentava anche con altri paesani? Paesani non credo, non so. Questo di un fatto l'hanno fatto loro, sicché so che c'è a che vedere, quelli della polizia non c'è a che vedere che i paesani, non so. Aspetti Lotti, gliela faccio in un altro modo. Il Vanni, immagino, si sarà espresso così: porca miseria, mi hanno cosato, vengono qui, mi cosano la casa, mi fanno la perquisizione, eccetera. Queste lamentele, lui, che lei ricordi, le diceva in paese? L'ha detto a me, però se l'ha detto in paese, come fa a dirlo? Io non so. Non lo sa. Qualche discorso me l'ha fatto a me, mi ha fatto così, accusato la casa e via. Però lei, per esempio, presente lei, il Vanni in paese con qualche paesano, queste lamentele non l'ha mai avute? Ma non so, l'ha detto di certo, come può sapere. Ecco, no, dico che magari ci fosse anche lei, che fosse presente anche lei quando si lamentava. Qualche volta c'era sempre, però del paese, l'ha detto di certo a qualche che Dio conosceva, ha detto, non so, sicuro che quando mi ha visto mi ha detto sì, mi aveva preso il tavolo la casa e tutto. Lei lo conosce? Ma tanto contento non era, a dire la verità quello. Ecco, lo conosce lei il Vanni Paolo, il nipote del Vanni? Sì. Lo sa chi è? Sì, del nipote. Sì. Lei ci ha mai parlato con lui? Ha mai sentito il Vanni parlare con il nipote, lamentarsi di questo? Ma lui non stava mica a San Casciano, stava a Firenze. No, sì, lo so, perché non veniva mai. Ci ha parlato con lui, io con me. No, io le chiedo se qualche volta veniva a San Casciano il Vanni Paolo. Sì, ci veniva, però. Lei l'ha visto in piazza qualche volta? Ho visto qualche volta il nipote, però non c'è, ha avuto l'osservazione di parlare insieme. Fra il Vanni e questo Paolo. Ecco, e lei non sa nemmeno, il Vanni non gli ha mai detto che aveva parlato di questo? Gli ha detto certo a suo nipote, questo lei però non so preciso, quando l'ha detto non so. Gli ha mai detto il Vanni che venivano, lo prendevano, lo portavano via? Qualche volta l'ho visto anch'io che si fermò la macchina e lo portavano su. Con la macchina dice lei deve venire con me, io non conoscevo nemmeno queste persone, che non so, ma diverse volte. Ecco, diverse volte. Non so se della polizia o di cosa, non lo so, non mi intendo. E quando era il periodo? Sulla mattina. No, il periodo nel senso l'anno. L'anno non lo so un po'. Come può a dirlo questo? È una cosa difficile a dirlo. Non è che sapete, prima il Pacciani era in carcere, era libero. Quegli anni lì non so. Non so quando si riferisce agli anni. Io non le chiedo nemmeno gli anni, le sto chiedendo, si ricorda se questo coincideva con il momento in cui il Pacciani era in carcere? In quel periodo io non so se era dentro o se era fuori, non è una cosa.
Sapeva. gli facevano queste perquisizioni, quando lo portavano via? Se era stato prima, come fa a giudicare preciso? Prima cosa vuol dire? Quelli andati prima che fosse dentro lui, non so, non posso dire Prima preciso. che fosse dentro chi? Lui? Pietro, non sono sicuro di questo fatto. Va bene. No, non so collegarlo. Al carcere del Pacciani, vediamo, se no... Sì. E quando era in corso il processo del Pacciani, lei ricorda qualche cosa del Vanni, di quello che chiedevano a lui, di quello che gli facevano, di quello che il Vanni diceva a lei, se si lamentava o non si lamentava? No, a me non si lamentava. Quando c'era in corso il processo del Pacciani? Sì, non si lamentava? Era preoccupato, aveva paura? Qualche paura sa tutti, io, lui, tutti. Non è che... Ne parlavate? No, poi a volte. Però continuavate a vedervi? Se era vicino, era di San Casciano, si lamentava. Commentavate il processo del Pacciani? No, io non arrivavo, proprio a questo punto non mi arrivava tanto a parlare. Non andava a parlare a me. Ma lei Vanni lo frequentava ancora? Ho detto qualche volta siamo andati in bar così, ma a me ero sempre insieme. Andavo anche per conto mio, poteva essere sempre lei. Ha ricevuto dal Vanni, quando c'era in corso il processo Pacciani, la notizia che lui doveva andare a testimoniare o no? Gliel'ha detto il Vanni? Domani l'altro, fra un mese, questo mi ha andare detto a testimoniare? A testimoniare, però il giorno preciso non lo so. Da testimoniare lì in aula, giù. Ci sono diverse persone, io non ne conosco tutte io. Lei ha mai parlato con il Nesi? Nesi di che cosa? Lo conosce un certo Nesi? Io lo conosco, però Mario lo conosceva meglio di me. Come? Mario lo conosceva meglio di me, si fidava più, insomma conosceva meglio come persona. No, ma io le ho fatto questa domanda qui, gliela ripeto. Lei ha mai parlato con il Nesi? Lei, Lotti, ha mai parlato con il Nesi? Si trovava qualche volta ai bar insieme, però non mi ha parlato di cose... Sì, lo conoscevo, però non è che conoscessi proprio a fondo come persona. Senta, e lei poi ha detto il 20 di febbraio che quando vide che l'avvocato Corsi nella piazza parlava con il Vanni, che non era lì vicino, che era distante, se lo ricorda? Non ho detto naso, quante lo devi ripetere le cose? Quindi conferma che lei non era lì vicino? La prima volta si era insieme, bello parlato una volta o più. Insieme, vuol dire 3 persone insieme. Non so come spiegarlo. Uno accanto all'altro, è così. Vabbè. Senta, l'ultima domanda. Anche se l'ho visto un'altra volta, saranno stato un po' distante. Sì. Posso guardare. Quando ci insieme di uno vicino all'altro. Sì, e quel giorno lì, per appunto, se ero vicino, ho sentito che diceva. Che? E lei, sempre il 20 febbraio, ha detto che fuori parlavano normale. Cosa vuol dire? Normale, non mi ha sentito che diceva. Ecco, appunto le sto chiedendo questo. Non ero proprio vicino di sentire che dicevano di altre cose sue. Questo quindi loro non posso dire parlavano fuori, ma lei non sentiva niente. Ero dai bar e loro a mezza piazza mi faceva sempre. Lei era al bar e loro erano in mezzo alla piazza
E che distanza c'era fra il bar e la piazza? Stavo verso l'indice dell'orologio, tra il bar all'orologio, in quel tratto lì, insomma, della piazzetta, dal principio della piazzetta. E quando di là, sicché tu senti bene, poi a me non me ne importa una persona che parla con lui, quello sono vicino, per forza, sono lì, e lo sento parlare. Senta, lei è stato alla Casa Famiglia di Don Poli, se non sbaglio? Casa Famiglia? Insomma, una casa così... Sì, a casa di Don Poli, vero? Sì, sono stato parecchi anni, io penso 5-6 anni o di qualche anno in più. Don Poli ha detto, mi pare, dall'87 al 96. Può darsi sia così. Sì. No, si ricorda quando è venuta la polizia a prelevarlo, è venuta a prelevarlo da questa casa di Don Poli, Però anche... Viene poi la registrazione. Lei dice sì con la testa, però invece deve pronunciare proprio la parola. Sì. E poi in quel periodo lei è mai stato minacciato da qualcuno? Ma io, che sappia, no. Lì c'era dei ragazzi che non si andava d'accordo e qualche volta mi scappavo dentro qualcosa lì. Sai, tutti siamo di carattere uguale, si chiede. Non è che ho messo le mani addosso a nessuno lì, però arrivava al punto di qualche volta di darle. Non ci sono arrivato, però mi hanno fermato, se no la tiravo. Qualche volta mi è mancato la roba e la cosa e l'altra, e che fai? Veniva tutte le persone a dire che non c'era lì e non dovevano venire. Il prete non era mai sempre lì. Lui ci stava una chiesina verso la chiesa nuova, lì c'era una chiesa prima, però per rimetterla diceva parecchi soldi, allora non ha fatto niente. Poi è arrivato il punto di chiudere la casa perché di molte ragazze non la pagavano. Si pagava io e questo Fabrizio Mediava il cognome, che dormiva sempre in una stanza, se aveva 2 letti si può dormire in questa stanza qui, sempre in questa comunità, insomma la chiamano così. Ecco, ma per questi fatti qui che avevate fatto insieme in questo periodo, specialmente nell'anno 96 mi pare, quando poi è stato portato via, lei è mai stato minacciato da qualcuno? Ma io non ho detto nazi, no? Nessuno? No, e da chi? L'ho domandato e lei così ha risposto. Io non ho altre domande, Presidente. Bene, allora viviamo a mercoledì 3, ore 9, Lotti stanco e quindi a questo punto della verità da stamane sono appunto per questo, bene? Nuova traduzione del Vanni, bene.